lunedì 21 giugno abbiamo due ospiti a me molto graditi, che sono i sindaci, voi lo sapete, non tutti, perché lo sapete che non tutti, ma quelli graditi lo dico perché sono sensibili, capiscono il problema, riescono anche ad andare d'accordo tra di loro perché loro sono nel territorio e sanno cosa vogliono i cittadini e sono gli unici dove si può bussare oppure incontrarli per strada che ti danno ascolto. Questa è la verità, non ce n'è verso. Però questa mattina io li ho invitati perché vorrei capire, e inizio proprio da Fabio Chies, sindaco, che è anche responsabile di Forza Italia, perciò non uno qualunque, se un sindaco non può sapere quello che succede nel suo comune. Cioè io ho detto sabato, ma sindaco, questo sindaco, faccio nomi, tutti i sindaci, quando escono dall'ufficio, cioè si guarderanno intorno cosa c'è o cosa non c'è. Ed è possibile che un sindaco non sappia quello che succede? Per quanto poi riguarda l'urbanistica, che è il tema più delicato, che i consigli comunali saltano per l'urbanistica, per i piani regolatori. Allora, sindaco, lo so che è una domanda imbarazzante, ma siccome i cittadini hanno diritto anche di capire, perché non sono gli ultimi della classe, anzi, cosa ne pensa? Io penso che difficilmente un sindaco non sappia quello che succede, anzi. Poi l'urbanistica è una materia sempre molto delicata, all'attenzione pubblica, è una cosa che viene salta subito all'occhio. Devo dire che non è l'urbanistica di 20-30 anni fa dove c'era molta differenza, non c'erano perequazioni, nel senso che i valori dei terreni cambiavano velocemente, oggi non è più così, però è impossibile che un sindaco non sappia cosa sta succedendo, soprattutto perché la maggioranza delle delibere passa per il Consiglio Comunale, per cui è all'attenzione dei suoi consiglieri e ci sono le riunioni di maggioranza con i tecnici. Come dicevi te, insomma, possiamo raccontarci quello che vogliamo, ma non possiamo raccontarci che un sindaco non conosca l'urbanistica del proprio comune e soprattutto che non prenda le decisioni che servono, perché l'urbanistica poi impatta sul territorio. È una cosa che soprattutto io guardo le nostre zone, penso che la collega la pensi come me, sono anche zone delicate dal punto di vista idrogeologico, per cui la maggioranza delle scelte, soprattutto quelle che riguardano gli ambiti collinari come sono i nostri, sono vagliate in maniera attenta. Oggi si può costruire molto di meno, anzi nelle nostre colline fortunatamente ormai da 20 anni ci sono gradi di tutela molto elevati, però se parli di città importanti, la riqualificazione urbanistica di zone importanti delle città sono vagliate con la lente di ingrandimento. Grazie veramente Sindaco Chies per la sua chiarezza, ecco, per metterci la faccia anche su domande come sempre la Mirella dicono fa imbarazzanti, ma sono normali che si pongono a casa le persone ed è giusto anche rispondere, visto che anche queste persone sono votate specialmente dai cittadini. Allora, io invece chiedo a Marinella Tormena, Sindaco di Crocetta del Montello, lei che si sta battendo da anni proprio per il territorio, per la salvaguardia dell'ambiente, lei e tanti sindaci, poi vedremo anche le immagini di SOS Territorio dove abbiamo girato, abbiamo capito, ho fatto vedere anche l'altro giorno che avevo il professor Mario, la dottoressa Zanatta, perché con queste frane, con questa fragilità, come la spiega molto bene il sindaco Chies, noi cominciamo a essere preoccupati, perché vede Marinella Tormena, voi passate nel senso che fate 2-3 mandati, ma poi le grane rimangono a noi, che le paghiamo amaramente. Ecco, noi vediamo persone che rimangono senza niente, vai a fare le foto, vai a fare i ricorsi. Se avete sentito, ecco, dove è successo il terremoto devono ancora arrivare a Matrice i soldi, è tutto qualcosa è stato fatto, ma poco niente. Lei che si batte invece, nonostante anche un partito sia diviso, lei è andata contro il partito, perché dentro di lei sapeva che stava facendo del bene al suo territorio, ai suoi cittadini, è un'area delicatissima. Prego, Sindaco. Secondo me bisogna partire sinceramente dall'umiltà, nel senso che non si può fare tutto dappertutto. Probabilmente ci sono stati anni, magari quando noi eravamo bambini, in cui veramente c'era di tutto dappertutto e poi i danni, i costi, le scelte sbagliate si sono pagate, si stanno pagando. Per cui secondo me anche la legislazione un po' alla volta si va aggiustando, magari la nostra mentalità un po' più lentamente, però
io molto spesso guardo le legislazioni europee, certe volte ci sono cose veramente incongruenti, ma certe volte ci sono anche slanci in avanti e dei messaggi che possono essere colti. Il fatto è che una volta parlo veramente di 150 anni fa, quando sceglievano, con la maggiore libertà che avevano per carità, però sceglievano il posto più adatto per fare la casa, magari perché era dove non c'era troppo sole, dove non c'era l'acqua, dove avevano dei criteri semplici che adesso si sono completamente dimenticati. Quante volte mi viene in mente, per esempio, che molto spesso si stanno costruendo le zone industriali in aree fertilissime. Magari non ci pensa nessuno, però è vero. Già ne abbiamo poche. E invece è così. E non si è mai tenuto conto. Perché? Perché magari guardi la facilità di comunicazione con una strada, ma è proprio il saper combinare necessità diverse che forse è una forma di intelligenza dei nostri tempi che si fa fatica a far emergere. Però dovremmo, o prima tanto, la natura è sopra di noi, vince sempre lei. Quindi... Ah sì, sono d'accordo perfettamente. Il sindaco Chiesa, ma non le sembra che tutto sommato è vero quello che dite, è cambiato il modo di agire, c'è un'altra urbanistica, però una volta con la Democrazia Cristiana, il Partito Socialista più che altro, veniva premiata un po' la meritocrazia, dove tu per arrivare in certi posti, anche ruoli importanti, dovevi fare un iter, cioè diventare consigliere, poi dovevi fare il sindaco, e là imparavi veramente cos'è la politica, una delibera, tutto. Non le sembra che abbiamo delle persone impreparate che siedono nelle poltrone veramente importanti, dei burocrati soprattutto, che delle volte noi ci domandiamo ma chi ha scritto questa cosa? Vabbè che qualcuno la firma in Parlamento. Non le sembra che sarebbe il caso anche voi come segretari di cercare invece di alzare il tiro e di mettere quelle persone competenti, non quello che ha la laurea che magari ha già anche comprata, ve lo dico io, ecco, perché è quello, cioè è inutile che ce la giriamo, ma vedere chi veramente ha seminato bene nel territorio, come quando siete eletti voi, cosa hai seminato? Ti eleggo, semini bene, ti rielego, perché il cittadino è attento. Sarebbe il caso che anche le segreterie cominciassero a capire di mettere, specialmente adesso siamo sotto elezioni, le persone giuste, competenti, bravi, che le abbiamo, prima che vadano anche all'estero, anche i giovani, perché ce ne sono di molto molto bravi, e premiare questi sperando veramente che abbiano a cuore il paese Italia, bellissimo, che tutti ci invidiano. Marinella, sfondi una porta aperta, ogni tanto qualcuno ride perché dico che qualcuno sembra arrivato con la piena del Piave, cioè trovi della gente che ti chiedi cosa ci fai in un certo posto, dici c'era fermata una griglia del Piave, perché ci sono pregi e difetti anche di quello che succedeva una volta, magari vediamo oggi le cose positive. Una positiva sicuramente è quella che dici te, la selezione della classe dirigente. Selezione della classe dirigente che oggi manca completamente, innanzitutto perché abbiamo voluto quasi scientificamente a un certo punto demolire i partiti tradizionali e la struttura dei partiti tradizionali, perché ad alcuni non andava bene. Oggi quando parli di partito alcune persone si allontanano perché vedono la prospettiva civica migliore per governare il territorio a livello locale, e da un certo punto li capisco anche, uno dice sono più libero di fare quello che voglio, però se tu non riesci a creare una classe dirigente ti ritrovi inevitabilmente che a livello superiore non hai le competenze, e mentre a livello comunale in qualche modo il buonsenso, diceva prima giustamente Marinella, il buonsenso è importante. Marinella è lei. Sì, lei diceva, Marinella diceva prima che il buonsenso è importante e soprattutto a livello locale è fondamentale, sì. Lo stiamo perdendo. Però quando tu ti sposti a livelli superiori la competenza, la conoscenza delle dinamiche, le regole, cioè devono essere qualcosa che tu mastichi velocemente. Perché altrimenti, come dicevi prima te invece Mirella, subisci la parte strutturale e subisci soprattutto la parte dirigenziale, che alla fine rischia di essere prevalente rispetto a quella politica. Mentre io penso che il politico, il compito dell'amministratore eletto dai cittadini sia proprio quello di portare la sensibilità dei cittadini nei luoghi deputati alle scelte, altrimenti facciamo meno di eleggere la gente, lasciamola ai dirigenti, scelgono loro e sicuramente rispettano la legge, perché questo lo fanno, però non hanno la sensibilità per capire quali sono le priorità
Cioè per un dirigente, anche in buona fede, è più importante magari far funzionare la macchina, non avere problemi di certi tipi, invece noi magari siamo quelli che il problema glielo crea, perché quando gli dici no guarda c'è un bisogno, dobbiamo trovare la soluzione per arrivare ad accontentare le persone in difficoltà, tante volte non è facile farlo, per cui bisogna che gli amministratori si impongano. Cioè dicano le priorità sono queste, poi ovviamente la legge va rispettata e va fatta rispettare dai dirigenti, ma le priorità vanno dette da chi viene eletto dalla gente. Però questo è stato pianificato, sindaco Fabio Chiese, nel senso che il sindaco non ha più il potere che ha il dirigente. È il dirigente che firma e che prende tutte le responsabilità. E a mio avviso è successo questo perché, non parlo di lei, parlo in generale, le segreterie hanno capito che molte persone elette non erano in grado di conoscere determinate materie e per non avere la patata bollente in mano l'hanno spostata al dirigente, in maniera che il sindaco è a posto, perché tanto se il dirigente non firma il sindaco non può fare niente, può dettare la linea politica, ma è un'altra cosa dettare la linea e fare una cosa che tu vorresti fare e che il dirigente non firma. Sindaco, come la mettiamo? Non sarebbe da cambiare anche un po' le regole del gioco? Perché il sindaco poi è responsabile della salute dei cittadini, non è che passi la mano a qualcun altro. Ecco, io mi ricordo il sindaco di Trissino, con la storia di PFAS, era molto preoccupato, perché era lui che doveva rispondere, anche se non c'entrava niente, poveretto, poi è arrivato all'ultimo momento, però era preoccupatissimo. A me sembra che la politica dovrebbe intervenire in questo, capire che questo paese così non può andare avanti, che non può andare avanti perché in mano ai faccendieri, molti soldi nelle tasche di pochi. Adesso abbiamo sentito guai a toccare Milano, Milano non più da bere ma Milano da costruire. Capisco, ma è noi che guardiamo che magari ci impediscono di allargare la casa per una stanzetta con 1000 vincoli. Capisce che a casa sono un po' stanchi? Sindaco, lei ne sa qualcosa perché lei sta facendo delle battaglie importanti? Secondo me è una questione di ascolto, nel senso che penso che anche Fabio condivida, a me questa esperienza ha insegnato ad ascoltare, cioè a sentire qual è la necessità della persona che hai davanti e trovare una via perché sia contemperata con quelle degli altri. Cioè il metodo che ti insegna il piano terra in un certo senso, cioè il sindaco, poi tende a non essere così utilizzato, nel senso che chi ha imparato a rispondere al territorio in una certa maniera, spero che poi anche andando nei gradini superiori lo impari. È logico che non siamo tuttologi, ci sarà sempre un tecnico, un burocrate, come si dice certe volte, che sa più di te, è logico, ma è il metodo che fa sì che il mio mestiere sia quello di portare le esigenze del mio territorio e contemperarle alla tua burocrazia, e se fosse fatto a tutti i livelli secondo me non saremmo presi come siamo, nel senso che occorre veramente vorrei dire esportare ad altri livelli il metodo sindaco, non so come dire. Molto chiaro. Io penso che abbia ragione assolutamente Marinella. Vedete che vanno d'accordo? Vedete? Siamo... No, qua Sveglia Verity va sempre d'accordo. Veramente una roba grande. No, ma è vero che qua... No, lei ha ragione su una cosa su cui sposo in toto, cioè la forma mentis è fondamentale. Cioè, il sindaco è abituato a rispondere al telefono, altrimenti vengono trovati a casa. E penso che sia un'abitudine che poi porti con te sempre a qualsiasi livello vai. Io mi accorgo quando parlo con i consiglieri regionali, con i parlamentari, quelli che hanno fatto il sindaco o l'amministratore locale hanno un certo approccio. Cioè sono persone che sanno c'è il problema, va risolto. Sì. Perché se non lo risolvo qualcuno me ne chiede conto. Poi ci sono altri che o non hanno mai lavorato, e questo è un altro dei problemi. Io penso che i problemi siano due, bisogna dirselo. Sì. Bisogna aver lavorato e bisogna aver fatto l'amministratore locale. È lo stesso. Sì, aver lavorato, perché penso che la fatica di alzarsi la mattina presto e di portare a casa comunque uno stipendio sia qualcosa che fa parte del percorso di un essere umano. E il secondo è aver fatto l'amministratore locale, perché se tu non sai rispondere ai cittadini, non sai che le priorità di ognuno, anche se a te sembra banale,
è la sua priorità. Cioè tu non puoi fare una scala delle cose importanti, devi farla te quando lavori, ma tu sai che la persona umile che si trova di fronte a te ha un problema che, per quanto a te possa sembrare un piccolo problema, per lui è il suo grande problema. Certo. Per cui quel problema va affrontato con la stessa serietà con la quale affronti problemi importanti. Allora, se hai questo modo di approcciare, la gente lo capisce, tra l'altro si fida, viene da te, altrimenti nasce il disinteresse per la politica, perché capisci che la politica non è in grado di darti le risposte. Allora c'è il nostro centralino già con la telefonata da un pezzo, ma volevo anche che voi ascoltaste veramente, ecco, la voce di queste persone che sono in prima linea, che sono quelli pagati meno, che hanno più problemi, che hanno meno risorse, ma sono quelli che cercano anche di dare delle risposte, almeno l'ascolto, come hanno detto, almeno quello. Abbiamo Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Pronto? Rinaldo a mattina va a beversi il caffè, dopo arriva al cellulare. Allora andiamo a vedere, ecco, questo Marinella Tormina su questo SOS Territorio, cosa ha detto? Andiamo a sentire. Intanto grazie per l'opportunità di portare le nostre, il nostro punto di vista, le nostre ragioni, se volete, però direi di fare un punto un attimo da un punto di vista amministrativo di qual è la situazione adesso per anche tarare in un certo senso la situazione. Noi siamo il comune dove fatalmente si è calato questo grosso progetto della Regione Veneto, che era la cassa di laminazione da 50 milioni di metri cubi d'acqua. Tenete conto che non ne abbiamo trovate di pari in alveo del fiume, almeno in Europa, e in area, soprattutto area protetta, area SIC e ZPS, l'avete visto dalle immagini, quelle foto là sono foto che fanno certe volte i professionisti della fotografia, certe volte i concittadini, quando si trovano giù nelle grave e vedono queste cose un po' particolari. Allora, attualmente adesso siamo nella situazione in cui la Regione, con uno studio di fattibilità, che è quello su cui abbiamo basato 1000 riflessioni, ha ottenuto dallo Stato ha ottenuto un finanziamento di 1.200.000 e passa 1.000 euro per fare la progettazione che mi dicono a breve potrà essere così resa pubblica, e su consiglio degli organi politici nelle sedi opportune porteremo le nostre osservazioni. In realtà il momento adesso è quanto mai importante, Mirella, perché è questa forse l'occasione che abbiamo per sensibilizzare, per far capire che magari le vie che si possono adottare possono essere anche altre. Condivido pienamente le parole di Valentina che dice non dobbiamo vedere il territorio solo di un comune, non dobbiamo vedere i pericoli che ha il territorio solo di un comune, ma anche il patrimonio dei comuni, non è solo di quel comune là. In realtà penso che chiunque possa beneficiare del valore di quell'area, e credo sia per certi aspetti anacronistico pensare al giorno d'oggi, con i tempi che corrono, pensare di calare progetti così impattanti nell'unico angolino. Poi penso che chi mi seguirà riuscirà a farvi conoscere almeno quelle che sono le caratteristiche e se veramente quello è il posto più adatto per fare un'opera del genere. Io ovviamente, come diceva prima Mirella, sono il sindaco del comune che sulla base dello studio di fattibilità vede interessato 1/3 del suo territorio da quest'opera. Allora liberiamo il centralino, abbiamo Vladimiro da Rovigo, da Venezia passiamo a Rovigo. Vai Vladimiro. Comunque mia mamma era di Chioggia, vabbè. No, vado velocissimo e mi dico questo perché io non mi considero di nessun partito e meno che meno di nessun schieramento. Una persona mi può sbagliare nell'individuare quello che ritiene la cosa giusta, ma quello è il modo di fare, se cerca la cosa giusta, no quella di destra o di sinistra. Questa mattina al 99% a Milano verrà detto ufficialmente una cosa, che il governatore della regione Liguria, Toti, doveva dimettersi in 2 secondi, mentre il sindaco di Milano, no,
bisogna stare tranquilli, bisogna vedere, valutare se dopo il sindaco di Milano promette che non farà più certe cose, via parlando, collabora, noi la sosteniamo. Cioè è una tristezza incredibile. Traslando la situazione da Milano in Veneto, seria come dire che se un politico sostiene e difende la strada, come si chiama lì, la pedemontana veneta, e viene colpito dalla magistratura, si deve dimettere subito. Se invece il politico eventuale colpito dai magistrati è un politico che condanna e combatte la pedemontana veneta, e allora no, questo non va più bene. Ripeto, fare questa così politica è una tristezza, e non so se questo qua va a giovare a quei politici, a quei politici che va a combattere e critica la pedemontana. Se questo è fare politica, mi sono contento di non farne parte. Sinceramente, tutto quello che sa di Roma, dei romano, di questa politica falsa e di parte, a me veramente, più che ne stago lontano è meglio se. Grazie Vladimiro, grazie, vado avanti perché sennò non ce la faccio. Allora sentiamo come risponde Marinella Tormena, soprattutto anche su quello che abbiamo sentito, questo esporsi per cercare di salvaguardare il territorio, questa biodiversità così delicata, così importante, che qualcuno sottovaluta. Già ne abbiamo poca, non so cosa rimarrà ai nostri ragazzi poveretti che di sicuro non vedranno quello che abbiamo avuto la fortuna di vedere noi a livello della natura, ma soprattutto questo territorio che fine farà, perché basta vedere, sta franando completamente tutto. Prego. Perché non si può fare tutto dappertutto. Di fatto nella nostra vicenda, dopo questo è un intervento dell'estate scorsa, dopo di questo c'è stata la nomina di un commissario. Quindi il Ministero ha nominato, non possiamo dire che ci sia stato un input da parte della Regione che fino ad allora aveva l'incarico. Comunque adesso il Ministero ha nominato un commissario nella figura della dottoressa Colaizzi, che è la segretaria dell'autorità di distretto, che è incaricata di realizzare quell'opera su quel posto lì. E quindi da quello che abbiamo capito, abbiamo avuto dei contatti con sta dottoressa, e quindi la politica ha demandato come si lega bene il ragionamento a quello che stavamo parlando prima. Comunque la dottoressa adesso so che doveva presentare il suo progetto entro giugno, deve aver chiesto tempo fino a dicembre perché non è proprio facile, e poi si andrà a capire. Nel frattempo noi stiamo lavorando sulla sensibilizzazione, su questo queste reti ci stanno dando un aiuto formidabile, perché non si può fare altro, perché la gente deve capire cosa sta succedendo. La prossima generazione sul Piave, quelli che si chiamano i prati aridi, quindi i prati spontanei, non ci saranno più, perché sono rimasti solo là. Allora, il professor Mario, che ho avuto l'onore di avere la scorsa settimana, ha detto una cosa molto chiara. Ha fatto il paragone col Friuli Venezia Giulia. Ha detto: in Friuli Venezia Giulia si è creata una squadra, perché io sì capisco di idraulica, però ho bisogno che altri capiscano di altre cose, io non posso sapere tutto. E perciò si è creata questa squadra proprio per salvaguardare e capire il bene del territorio, cosa fare tutti assieme, ognuno per la sua parte. Mentre in Veneto è stato deciso di affidarsi a un commissario, ha detto qui davanti alle telecamere. E lui ha detto: vedete la differenza? Cioè la squadra che agisce, ognuno col proprio ruolo, con la propria sapienza, e dall'altro un commissario che decide su tutti. Cioè siamo completamente... Sindaco, chi è? Com'è qua? Perché è la politica qua che decide, non è che il commissario sia arrivato dall'alto con la navetta, cioè qualcuno l'ha calato dall'alto, o sbaglio? Sì, siamo su piani totalmente diversi, come dicevi te, cioè quando non si ragiona più del bene del territorio, quando non ci si confronta, come diceva Marinella prima, che poi il confronto è fondamentale, la capacità di ascoltare gli altri, che è venuta un po' meno a tutti, e si mette un commissario vuol dire abdicare da quelle che dovrebbero essere le scelte, perché il commissario poi ha un compito
e giustamente dal suo punto di vista lo porta avanti. Però ripeto, vuol dire abdicare completamente dalle scelte, e dispiace perché tante volte i commissari proseguono il loro lavoro, come dicevi, ma non si confrontano col territorio, non confrontandosi col territorio viene meno quello che è l'interesse della popolazione, anche perché spesso il commissario non abita sui nostri territori, perché non conosce neanche le dinamiche, anche per quanto sia in buona fede non può sicuramente avere la sensibilità che hanno i sindaci su proposte importanti come queste. Io penso, ripeto, che quando metti il commissario veramente hai abdicato a quello che deve essere il tuo compito. Ti togli la patata bollente e lo passi a un altro, invece di fare una squadra di persone competenti che le abbiamo per capire qual è la strada giusta. Magari posso capirlo sulle grandi opere strategiche, ecco, dove magari parliamo di TAV, parliamo di altro, e allora l'interesse pubblico è molto superiore a quello dei vari territori, bisogna farle, però in questi casi qua non esiste. Mi inserisco solo un secondo per dire che comunque abbiamo una persona che con noi dialoga, ma poi la scelta rimane a lei ed è competenza di lei, è un commissario, quindi effettivamente l'abdicare, come dice Fabio, c'è. Va detto che la squadra l'abbiamo fatta lo stesso, per quanto possa essere un piccolo comune di 6.000 abitanti, abbiamo oltre 20 professori universitari con noi e molti altri che studiano, testi che si stanno facendo, tesi di laurea, eccetera, perché è veramente un esempio. Scusa Mirella. No, tranquilla, vi ho invitato apposta per sentire dalle vostre voci. Qui abbiamo Lega e Forza Italia, però sono sulla stessa linea. Perché? Perché sono sindaci e sanno e conoscono il territorio, sanno le esigenze, le problematiche, le fragilità. Ecco Rinaldo, sei tornato al caffè? Sì. Mirella, devi cascare in linea. Va bene, dai. Ascolta, te credemo. Cara Mirella, ti saluto e buongiorno ai tuoi ospiti. Innanzitutto ti dico che i sindaci di questi paesi qua, i eroi questi sindaci, perché per quello che fa, quello che riesce a fare, i bravi. E dopo parliamo di Milan fa schifo, perché in 10 anni a Milan vende via 100.000 milanesi, si spariti, per il costo della vita di Milan. Va bene? Se 1.700, 1.800 mia, gli affitti di casa, è vergognoso che un governo permetta queste robe. Questo è il problema. Anche a Venezia, gli ha fatto il bosco dello sport 400 milioni di euro. A Venezia che c'è 3.000 case sfitte del comune e chiuse, 1.500 veneziane a mettere e 1.000 a Giudecca, con 90 milioni di euro, gli metteva a posto tutte, va bene? E noi è da aggiustare. Ma è una vergogna, i veneziani sparisse, da 220.000 che erano, siamo in 48. E se fa lustro che viene questo, che viene quello, metti in posto i veneziani e la gente autoctona qui che abita. Grazie Rinaldo, grazie, fammi andare avanti, andiamo a vedere anche cosa è successo tra Conegliano veramente con questi maltempo, Conegliano e Susegano, e poi commentiamo col sindaco Fabio Chies. Grazie Rinaldo. Questo è quello che ci siamo trovati stamattina, qua, in ufficio. Una sala appena rifatta, mi diceva. Sì, abbiamo lavorato molto per arrivare qua. Dispiace perché è un lavoro che stiamo facendo per la comunità. Non si dà pace il presidente dell'associazione Contea, un gruppo di volontariato che trasporta gratuitamente persone fragili che altrimenti non riuscirebbero a sbrigare anche le cose più semplici. La sala per le riunioni, sistemata appena un anno fa, è completamente inagibile. Dalle parti di soffitto crollato al pavimento è tutto inzuppato d'acqua. Solo una sala si è apparentemente salvata, ma andrà comunque valutata l'agibilità, uno sconforto enorme. Mi scuso se sono un po' emozionato, ma abbiamo messo molto impegno noi in tutto questo.
È stata una notte d'inferno anche nel Coneglianese. Il Crevada esondato ha trascinato con sé acqua e fango. Il sindaco Fabio Chies, come molti altri amministratori della zona, ha passato la notte con i vigili del fuoco e la protezione civile ad accertarsi dei danni e della sicurezza dei cittadini. Ma il giorno dopo è la rabbia, insieme al fango, a farla da padrone. Veramente non ho mai visto una cosa del genere. Spero solo che Zaia o quelli dell'autorità si mettano un attimo la mano nel cuore, perché sinceramente la seconda volta abbiamo avuto delle perdite grandi nel passato per via del Crevada che è uscita all'acqua, e purtroppo sono costretto anche a chiudere, perché a questo punto qua è un casino. Non ci gira intorno l'imprenditore Germano Battiston. Tutta l'area industriale di Susegana è finita mangiata dal fango e dall'acqua e il suo capannone di 4.000 metri quadri non ha un centimetro che non sia stato invaso dalla terra, e ripristinare i danni diventa troppo oneroso, anche a fronte di un'assicurazione che non copre la maggior parte di quel che è accaduto. Ecco, le assicurazioni per via del Crevada, che è uscito il Crevada anni fa, non ci hanno assicurato, non siamo assicurati, perché non assicurano più le inondazioni, perché sanno che il Crevada è tanti anni che non è pulito, e tanti anni sanno che c'è il problema, non fanno niente, e purtroppo questa volta è accaduto ancora, e le assicurazioni non vogliono coprirci delle inondazioni. Ripristinare tutto, ci sono milioni di euro, insomma, ecco. Sindaco Chies, consorzi di bonifica partecipate, abbiamo sentito anche i problemi di queste settimane, ecco, i soldi ci sono perché non sono stati impiegati da questo consorzio. Cosa vuole dire? Perché poi questi imprenditori, già è faticoso rimanere a galla perché è un momento molto particolare e drammatico. Trovarsi in queste condizioni è mica semplice la storia. Prego, Sindaco Chies. Beh, innanzitutto la massima solidarietà a tutte queste persone. Fortunatamente a Conegliano, intanto saluto Antoniazzi dell'associazione Contea che tu hai avuto modo di conoscere. Sì. Sono persone straordinarie che fanno un servizio di trasporto per malati oncologici, per malati di altro tipo, e devo dire che sono una macchina da guerra incredibile. Hanno mezzi, uomini, e questo è puro volontariato. Loro tra l'altro sono in una sede, quella che ha mostrato Antoniazzi, che è stata data in comodato gratuito dal comune, una sede privata ma data a loro, e abbiamo già fatto parecchi sopralluoghi. Adesso ovviamente da buoni veneti c'era il momento dello sconforto, ma il giorno dopo era già tutto pulito, ecco, e questo è normale. Poi noi sindaci ci prendiamo parole. Io sono stato fuori fino alle 4 della mattina, perché la cosa triste poi sono anche gli anziani, e da noi a Conegliano, ripeto, non hanno esondato i fiumi come non esondano da tanti anni, però c'è stato qualche cantinato che si è riempito. Noi siamo stati fuori fino alle 4 della mattina, e vedere anche un anziano che ha 30 centimetri di acqua in uno scantinato dove ha cose che conserva da una vita, sono cose che veramente fanno male, per cui siamo usciti con la protezione civile. Devo dire grandi complimenti anche a loro, perché hanno mezzi, uomini, basta chiamarli e escono, perché il nostro è un grande territorio da quel punto di vista, tanti volontari, tante persone capaci, però è molto triste. Noi avevamo una località che si chiama Parè, che finiva sempre sott'acqua, poi è stato fatto un bacino di laminazione, devo dire che là il problema è stato risolto, però non sempre è possibile farli, non sempre è possibile intervenire così. Ho visto gli amici di Cordignano, ma anche Susegana, ripeto, dove i fiumi esondano, come dicevamo prima, la forza della natura è superiore a quello che l'uomo può mettere in sicurezza, per cui vedere queste situazioni qua fa piangere. Te cava il cuore, come si dice noi in dialetto. Se cava il cuore. Però quello che io vedo, Sindaco, lei ha detto la protezione civile, ma sento parlare poco di vigili del fuoco, con tutto il rispetto che ho per la protezione civile e credo nella protezione civile. Non pensa che, visto la formologia del territorio, oltre alla protezione civile dovremmo rinforzare i vigili del fuoco? Perché sono due competenze completamente diverse. E conta tra l'altro che i vigili del fuoco quella notte là, perché era lunedì, era tra domenica e lunedì, erano tra l'altro impegnati in alcuni incendi che c'erano stati, per cui i vigili del fuoco, come dici te, sono la prima risorsa, cioè loro escono subito, tra l'altro hanno una competenza incredibile. Fermare il fuoco è difficile, ma fermare l'acqua è difficile quanto fermare il fuoco, se non di più. Per cui loro sono le prime persone deputate a intervenire, ma
non hanno tante volte una carenza di personale che sono da una e di mezzi, perché poi anche i mezzi sono mezzi che comunque costano molto e non sempre hanno i mezzi a disposizione, certe volte devono farli arrivare da Treviso. Noi abbiamo la fortuna di avere il comando a Conegliano, però tante volte alcuni mezzi ci sono solo a Treviso, se noi non potenziamo questo dobbiamo chiedere aiuto tante volte, come dicevi te, alla protezione civile. Noi abbiamo una protezione civile a Conegliano molto importante, che ha anche molti mezzi, però è volontariato. Sono due cose completamente diverse. Perché io quando vedo... La gente non si rende conto, certe volte pensa che la protezione civile siano persone che fanno quello di lavoro, invece è gente che era in pigiama, si cambia. No, diciamo che ci sono due protezioni civili, certo, c'è una protezione civile pagata e c'è una protezione civile, perché qua si fa sempre, si parla e non si spiega mai, invece sono due realtà diverse. Esatto. Non le sembra invece, lo chiedo anche a Marinella Tolmena, che forse sarebbe il momento che la politica si decidesse cosa fare, perché hanno unificato le forze dell'ordine, noi non vediamo più pattuglie in giro, forestali non riusciamo a capire dove sono finiti, sono entrati tutti i carabinieri. E poi mancano, cioè hanno raggruppato e manca tutto. Ma sembra che forse sarebbe utile capire, come ho detto anche nel mondo del volontariato, chi fa cosa. Perché se tutti facciamo tutto, alla fine ci troviamo con un pugno di mosche in mano. E lo dico anche nel mondo del volontariato, che ci hanno diviso, non ci conosciamo, abbiamo i re, la regina, i principini, tutto il resto è noie, sono quelli invece in prima linea. Paghiamo per fare i volontari, paghiamo per fare i volontari. Allora io penso che la politica dovrà riflettere, perché se salta il tappo non ce n'è per nessuno. E siccome il tappo ce l'hanno in mano proprio il volontariato, che basta vedere anche durante la pandemia quanto vi ha aiutato, chi andava nelle case a rischiare anche la propria pelle per aiutare le famiglie, eppure è stato dimenticato. Allora io penso che voi sindaci, e lo dico sempre, non è che lo dico stamattina, lo dico sempre, siccome avete gli eserciti che sono i cittadini che vi eleggono, siete troppo tiepidi a mio avviso, non siete rock, siete tanti, però fate fatica a far capire che voi avete l'esercito, che non hanno i politici. Tanto è vero che quando gli agricoltori hanno deciso di scendere in campo perché stanchi, la politica ha fatto retromarcia, perché facevano paura. Ma bisogna fare paura alla politica per capire che deve agire in maniera diversa, Sindaco? La Marianella, no, il Sindaco ti direbbe di sì. Si muovono delle leve. Io mi sono chiesta tante volte, preghiamo il Signore che non succeda, ma se c'è un terremoto con un territorio così fitto, infrastrutturato come l'abbiamo noi, è un pasticcio bestiale e non si può pensare che ne usciamo con la protezione civile, perché poretti anche loro saranno terremotati, dobbiamo attendere che arrivano gli altri, come succede sempre. Allora, e possono succedere queste cose, perché non siamo padroni del mondo. Il problema qual è? Il problema è che ti dicono che queste riduzioni del personale, eccetera, sono per i soldi, si fanno per risparmiare, poi magari vengono usati per fare altri interventi che uno direbbe magari può anche vederla diversa, però io credo che i vigili del fuoco che affrontano ugualmente un incidente in cui trovano i pezzi delle persone, il fuoco, l'acqua, la casa, il gattino sull'albero, cioè tutto è una missione, cioè andiamo oltre quello che è un lavoro, è proprio una missione e io vedo tante volte la collaborazione che abbiamo noi come sindaci con queste forze è incredibile e credimi anche i carabinieri che pure vivono i loro problemi di sottorganico, adesso credo abbiano potenziato per via delle Olimpiadi. Ma dove vogliono potenziano, il ragionamento è quello che dicevi tu. È fatica, perché è fatica, però almeno territorialmente far in modo che queste forze lavorino insieme. Molto spesso i vigili del fuoco, per esempio, la protezione lo fanno, i carabinieri lo fanno, ma mettere insieme un sistema non è facile e probabilmente dovremo essere prima o poi dovranno più farlo preparati. Perché così non ce ne sarà per nessuno. Pubblicità.
Siccome il nostro sindaco, giustamente Fabio Chies, ci deve anche lasciare, il sindaco di Conegliano, perché giustamente sono impegni, ecco vedete sono nel pezzo, perché chissà cosa succederà oggi, ci manca anche il maltempo perché hanno chiamato anche brutto tempo, perciò bisogna stare molto allerta perché la natura, come si diceva con Marianella Tormela, non si comanda, anzi fa lei. Cosa dice? Come ci saluta, sindaco? Cosa vuole dire a tanti ascoltatori che stanno capendo anche come indirizzare, ecco, cosa fare, cosa capire? Io dico sempre, non dovete sentire, dovete ascoltare, perché l'ascolto è importante. Prego. Sì, l'ascolto è importante. Intanto grazie a te Mirella, grazie per la trasmissione, vengo sempre volentieri e ci vedremo spero presto, se mi inviterai di nuovo, e devo dire che l'ascolto è fondamentale. Noi abbiamo perso questa grande capacità, per cui avere trasmissioni anche come la tua, dove la gente può confrontarsi, può parlare liberamente, può parlare anche in maniera scomoda, perché in tante trasmissioni invece non si riesce a fare questo, è importante per i cittadini e soprattutto è importante perché ci sono molte persone anziane, molte persone in difficoltà che la mattina sono a casa, che non possono andare a lavorare perché purtroppo non hanno la possibilità fisica di farlo, e avere qualcuno che tiene compagnia penso che sia la cosa più bella. Penso che anche a te questo piaccia molto, perché è una gratificazione che senti sulla pelle per la vicinanza dei cittadini. Tante volte noi siamo abituati ad ascoltare quelli che si lamentano, però io dico sempre senti sulla pelle le persone che ti vogliono bene, quelle che ti stanno vicino, e questo è quello che ti dà la forza di andare avanti, e dico a tutti di cercare di essere protagonisti per quanto possibile, perché se tu non ti occupi della cosa pubblica, poi la cosa pubblica si occupa di te. Allora è meglio che lo facciamo da protagonisti, perché penso che abbiamo ancora tante cose da dare, e con la sensibilità e, come diceva Marinella, la forma mentis del sindaco, oggi possiamo veramente fare la differenza, e forse dobbiamo fare un passo avanti, come hai detto te prima, perché non ci rendiamo conto, presi dal quotidiano, quanto la figura dei sindaci sia ancora una figura rispettata, una figura che anche nelle sedi istituzionali può far valere il suo peso. Secondo lei questa settimana, oggi e domani, entro mercoledì, si deciderà il nuovo presidente della regione? Ma io dico un'altra cosa scomoda, penso di sì, e penso anche che siamo molto in ritardo, perché continuiamo a parlare di nomi e non parliamo dei programmi per il Veneto, e il Veneto è una delle regioni più importanti d'Italia e d'Europa e non può permettersi di aspettare tempo su un nome quando dovremmo essere già concentrati sul messaggio da dare ai cittadini, perché i cittadini meritano più rispetto, cioè meritano che si dia loro un programma, meritano di capire quale deve essere il Veneto del futuro, e invece se parliamo solo di nomi stanchiamo la gente. Grazie veramente al sindaco Fabio Chies di essere stato con noi, allora lo salutiamo, intanto andiamo a vedere sempre Marianella Tormela cosa dice su SOS Territorio. Non so quante volte sia successo nella storia d'Italia che un terzo del territorio di un comune viene investito da un'opera. Questo è quello che sta succedendo a noi. Diciamo, adesso il progetto è completato, noi abbiamo fatto 2 ricorsi, siamo 8 comuni, i comuni del Montello, i comuni in sinistra che ci supportano e che vedono la possibilità che venga radicalmente cambiata la loro vita con un'opera del genere, non solo Crocetta. E abbiamo fatto 2 ricorsi che poi sono giunti al termine 2 o 3 mesi fa, dove si dice possono essere valide le vostre ragioni, dovete però portarle in sede di progettazione, e noi lo faremo. Nel frattempo, nella nostra totale iniziale solitudine e inesperienza, per fortuna si sono aggiunti non solo le amministrazioni, ma si è aggiunto il mondo scientifico. Per dirla in maniera così semplice, siamo un caso clinico degno di essere studiato, nel senso che quello che sta succedendo a Crocetta vede coinvolti gruppi di dialogo a livello universitario mondiale, e tale tanto sarebbe lo scempio che si va a compiere. Allora cos'è che può un amministratore dire in questa situazione? Deve avere una mente un po' aperta e cercare di coinvolgere il più possibile tutte le amministrazioni, perché i problemi del Piave non si risolvono con interventi di questo tipo, si risolvono forse
guardandolo da in cima in fondo, cercando di capirne quali sono le criticità e i valori. E con mente libera, e quindi questo secondo me lo può fare la scienza, lo possono fare i tecnici veramente, con mente libera cercare di vedere quali sono gli interventi a minor impatto, perché questo è quello che ci dice la legislazione, è quello che ci dice la morale, è quello che ci suggerisce, penso, il mondo intero, a minor impatto possibile, che possono essere fatti per minimizzare condizioni di questo genere. È logico che bisogna aiutare le persone che si trovano in pericolo, è logico che bisogna proteggere i territori, è logico che bisogna anche guardare quali sono le destinazioni dei territori e come sono state usate. Io dico sempre che la golena del Piave, questa magica ansia che fa quando scendendo dai monti sbatte sul montello e quindi si curva e fa questa specie di ansia che poi sono le grave, su cui in alveo si intende costruire qualsiasi opera sia. Allora, prima di conoscere e salutare Marino Poloniato, campione mondiale di pesca alla trota, fra poco Poloniato invece di trote pescheremo pietre, chi pescherà la pietra più grande invece che la trota più grande, se andiamo avanti così. Sentiamo Leone da Tre Baseleghe, veloce Leone, ciao! Ciao Mirella, grazie, sei un genio. Allora, qui mi sembra che c'è chi sta piangendo perché va sott'acqua, perché non ci sono le casse di laminazione, e c'è chi le casse di laminazione non le vuole fare. Allora mettetevi d'accordo, per favore, fateli da un'altra parte, fateli dove volete fare. Poi con questi consorzi, allora il mio compito è di pagare 450 euro che pago all'anno di consorzio per le... e mi devo anche preoccupare degli argini, se ci sono dei buchi, se ci sono delle... Il mio compito è di pagare, gli altri è di fare il lavoro, perciò che ci sia più un controllo dei fiumi. Una volta c'era un custode che andava avanti e indietro invece per il fiume, e se c'era un problema lo comunicava. Ciao Mirella, grazie. Grazie a te Leone, come sente il sindaco sono molto attenti, ecco c'è una confusione, noi vogliamo chiarezza, paghiamo, è giusto anche capire. Allora sentiamo invece Marino Poloniato, questo campione mondiale di pesca alla trota, quando è iniziata sta passione Poloniato? Ma è iniziata da piccolino, ho sempre pescato attorno a casa e un po' alla volta sono entrato dei primi club attorno ai 20 anni, sono entrato nella grandissima famiglia della FIPSAS, la Federazione Italiana Pesca Sportiva, a praticare le prime aree, le prime vere e proprie competizioni, e da lì poi è stata un'escalation di risultati fin quando poi una quindicina, in realtà 20 anni fa, sì, sono passati già 20 anni, ho fondato il club a Crocetta, la Pescatori Montello, e lì sono arrivate ancora più soddisfazioni perché vincendo poi con la società del paese è stato sempre più grande il piacere e la soddisfazione. Allora, a me piace che ci sia Marino Poloniato oggi, campione mondiale di pesca alla trota, perché proprio la scorsa settimana che abbiamo fatto il villaggio delle associazioni, questi 4 giorni dove hanno partecipato più di 120 associazioni di volontariato che abbiamo riunito per capire chi siamo, cosa facciamo e conoscerci, ho incontrato 2 ragazzini in bicicletta. Erano strafelici perché avevano preso un luccio grande così. E la prima cosa che ho sentito, adesso lo dico alla mamma, io pensavo lo portassero alla mamma, invece l'hanno rilasciato nel fiume, nel Sile. Allora, oltre a farci vedere tutti questi ragazzi che non sono ragazzi bravi, ma bravi ragazzi come qualcuno li chiama, che è diverso, noi abbiamo queste realtà però che non si vedono, che non fanno notizia. Invece questa sarebbe una notizia che se non la dà Mirella chissà neanche chi lo sa di questa cosa. La sensibilità che hanno i giovani verso l'ambiente, ecco qua, verso quello che c'è all'interno dell'ambiente. Lei cosa vede, Poloniato?
Ma la cosa è bellissima quella che hai detto, no? Questi bambini erano emozionati. Perché? Perché la pesca, mentre negli anni 60-70 era quasi un'esigenza, ogni famiglia aveva il papà con la canna da pesca, andava a pescare per prendere un pesce per mangiarlo, un po' alla volta c'è stata una transizione verso il concetto di andare a pesca per la sfida verso il pesce. Poi si arriva al confronto agonistico per vedere chi è più bravo a mettere in pratica tecniche e attrezzature. Ma poi è questa sfida che porta a cercare l'emozione, riuscire a catturare questo pesce, ammirarlo, che altrimenti non sappiamo neanche che esiste un lucio in certe situazioni. Non si sente neanche più nominare. Non si sente neanche più nominare, lì possiamo aprire una parentesi, ma rischiamo di andare in un argomento molto complesso, che è quello dove sono finiti i pesci dei nostri fiumi. Allora andiamo a vedere anche le immagini dal drone su questa centrale del Sile, che è bellissima, che così sappiamo anche di cosa stiamo parlando e dove. Prego, prego Poloniato. Allora, è un'emozione catturare questi pesci e lasciarli andare. Guardate che territorio. Qui è uno dei posti che tutti i pescatori di Treviso, della provincia del Veneto ci sono stati, perché la centrale di Silea è uno dei posti di riferimento dove ci sono tantissimi pesci, tra cui ci sono dei luci ancora molto, molto belli. Allora, vi dico subito che il lucio è una delle specie, assieme alla trota marmorata, ma anche la carpa stessa, che da un po' di anni sono a tutela assoluta, non possiamo più portarli a casa, ma già da molti anni i ragazzi non portavano più a casa i luci. Avete capito? Qualche con l'età magari, perché li portava a casa una volta per mangiarli, fino a 6-7 anni fa qualcosa si portava a casa, ma ormai i pesci li guardiamo, ci facciamo una fotografia, li lasciamo andare. Il lucio non soffre neanche più di tanto perché resiste molto anche fuori dall'acqua, ci dà il tempo di fare una bella fotografia e lo lasciamo andare. Il problema è cos'è? Che nonostante tutti gli sforzi che facciamo noi, associazioni che stiamo dietro nel mondo della pesca, ci autofinanziamo con le quote sociali per acquistare piccoli pesci che sono gli avannotti per incrementare le popolazioni ittiche, abbiamo il grande flagello degli uccelli itiofagi, i cormorani in primis, che da anni, 30 anni che sono presenti, questi uccelli in modo massiccio sono aumentati tantissimo e ci hanno svuotato letteralmente tutti i fiumi di tutte quelle specie native, che poi neanche quelle proprio ripopolate da noi, ma moltissime altre specie come i barbi, i cavedani del Piave sono spariti perché questi uccelli hanno trovato proprio da nutrirsi e sono aumentati tantissimo. E la burocrazia, magari per riallacciarci ai discorsi fatti oggi, non ci lasciava intervenire per marginare questo problema, perché controllare queste specie c'era tutta una serie di burocrazie, sono specie protette dalla comunità europea, eccetera, eccetera, e questi qua hanno fatto questo. Chiaro di così non si poteva sentire. Allora, Marianella Tolmena, come ormai siamo addirittura d'arrivo, l'ora è volata nel vero senso della parola, ecco, come ci saluta e con quale messaggio vuole lasciarci, specialmente su questa biodiversità così poco conosciuta, se invece iniziamo a capire, a parlarne anche a casa, l'attenzione che hanno, poi ognuno fa le proprie riflessioni, ma dobbiamo avere il massimo rispetto per la biodiversità, perché il nostro futuro è la nostra salvezza. Il messaggio, l'hai detto perfettamente anche tu, è proprio questo. Il criterio dovrebbe essere quello di lasciare ai prossimi quello che abbiamo trovato anche noi, o se riusciamo meglio, perché non si può pensare di andare sempre in peggio. Il territorio, il paesaggio devono essere rispettati perché sono qualità della vita. Ormai lo ha capito tutto il mondo, e solo qui non riusciamo, cioè, almeno io parlo per il mio problema, piccolo se vogliamo rispetto al mondo, ma grandissimo per noi. Solo in questi casi non si riesce a far capire che o si rispetta e si conserva il territorio, almeno quello che viene classificato di pregio, come possiamo averne noi. La pedemontana, l'area pedemontana è bellissima, gli alvei dei fiumi, sono cose che vanno lasciate ferme lì così com'è. Abbiamo visto ad esempio l'area del Sile, per fortuna è sotto tutela il parco del Sile. Appunto, e ci sono pezzi di natura che non si riesce a capire che se si
tolgono, ci troviamo solo con le erbacce. Allora poi non ci dovremo lamentare se invece delle erbette, dei fiori, delle orchidee o di chissà cosa abbiamo, come la chiamiamo noi, la sorgana, quelle piante invadenti e che di fatto deturpano un territorio. O gli vogliamo bene o non serviamo o lo peggioriamo e non siamo più capaci di tornare indietro, concetto che non è assolutamente nelle corde di chi prende certe decisioni. Quando te lo sei bruciato, tu non lo rifai più, fine, punto, stop, perso per tutti. Allora andiamo a vedere anche queste due sindache, tutte e due della Lega, però non proprio vicine. Andiamo a vedere Tormena e Roma e andiamo a sentire cosa hanno detto. Messa in sicurezza del Piave dopo il via libera del Tribunale delle Acque che ha respinto il ricorso di 14 comuni montelliani contro le casse di espansione sulle Grave di Ciano, la Regione può procedere con la progettazione esecutiva dell'opera. Se i comuni a valle del fiume confidano che finalmente i loro territori possano essere messi in sicurezza, quelli a monte, capofila Crocetta del Montello, non mollano, contrari ad un'opera che definiscono devastante e inutile se non si interviene su tutta l'asta del fiume. Ed è un botta e risposta acceso quello nella nostra prima edizione del TG tra le due sindache Marianella Tormena di Crocetta e Paola Roma di Ponte di Piave. Io credo che due concetti vadano separati, quello della manutenzione ordinaria che deve essere fatta di asporto del materiale litoide lungo il corso del fiume ed il taglio delle alberature all'interno del fiume, e questo è sicuramente un'attività di manutenzione ordinaria che deve essere fatta e fondi bisogna che il Ministero ne dia alla Regione per poter attivare questo tipo di cosa. Dall'altra parte è chiaro che gli interventi strutturali vengono disposti dall'autorità di bacino. Io dico nell'ultimo piano, proprio nel PGRA, quello legato a rischio alluvioni, porta tutta Ponte di Piave centrale, inclusa proprio la zona proprio dove abbiamo il municipio eccetera, in una condizione di colorazione rossa. Qualsiasi cosa debba essere fatta per mettere in sicurezza le persone va fatta, perché altrimenti rispondiamo ognuno personalmente rispetto a quello che non è stato fatto o che non abbiamo agevolato a poterlo fare. Quindi io credo che in questa situazione tutti siamo chiamati a comporre proprio all'interno, lo diceva prima Marianella, del progetto definitivo, ognuno inserirà le proprie osservazioni perché tutto possa essere delineato in conclusione verso un intervento che metta in sicurezza. Il progetto definitivo è di una cassa in un determinato posto, non si sta studiando il Piave nel suo complesso e distribuendo il rischio nel suo complesso, si sta facendo il progetto per la cassa di laminazione a Ciano, va esattamente a contrario di quello che doveva essere il percorso. Prima si pulisce il fiume, prima si mette in sicurezza i cittadini e poi si ragiona sulla quantità residua d'acqua. Lo diceva anche il passato piano di gestione del rischio alluvioni, ma è più semplice e politicamente più spendibile fare un intervento e soprattutto a mio modo di vedere, far pensare ai cittadini del Basso Piave che così si risolve un problema, lo si sposta di qualche ora. Il problema, qualcuno dice, sindaca Marianella Tormena, che sono i vigneti, il vino, il regno che regna sovrano. So che la Mirella fa delle, ma io dico quello che sento perché sennò cosa dico? Ecco, si dice che purtroppo ci sono i vigneti non si toccano, allora aggiungiamo business. SOS territorio o business? Sono proprio i vigneti o c'è qualcos'altro? Si doveva fare una squadra come è stata fatta in Friuli o serviva proprio il commissario? Sentiamo come risponde, come ci saluta la sindaca che ha una bella gatta da pelare, lei e tutti gli altri sindaci. Ormai ci conviviamo da un po' di tempo con sta gatta e allora il problema è questo, non se ne uscirà. Anche perché probabilmente con i poveri 35 milioni immensi e nello stesso tempo poveri 35 milioni di metri cubi che vogliono fare distruggendo un terzo del nostro paese, quei 35 milioni là sono un nulla rispetto a quello che servirebbe al Basso Piave se veramente parte dall'idea che deve salvare cosa? Le attività che sono là. Allora, le attività hanno ovviamente devono essere rispettate finché si può, cioè il Piave
non può essere lasciato così com'è, perché intanto non lo è mai stato e perché secondo me nell'averlo lasciato così com'è, cioè senza farci niente, poi ovviamente diranno che hanno fatto tantissimo, ma se siamo presi così vuol dire che no. O prima o dopo tornerà, io dico sempre la mia battuta, tornerà a ripassare per Montebelluna come passava prima che girasse attorno al Bolognato Montello. fa così con la testa, vuol dire che condivide quello che sta dicendo sì, perché la sindaca. Noi vediamo, da Ciano si vede l'isola dei morti e una montagna di ghiaia tra di noi, che quindi quando c'è la morbida del fiume mangia ai lati, e sono delle banalità che le capisco perfino io. Quindi o si decide di guardare il fiume da in cima in fondo, i laghi che si sono interrati, la foce che si è interrata, sti qua che hanno usato le golene per fare agricoltura. Noi abbiamo, ripeto sempre, 7 sbarre e paghiamo noi puri i lucchetti perché non ci vadano dentro le persone, e abbiamo protetto la golena, da altre parti le hanno usate, le hanno edificate, le hanno utilizzate per fare agricoltura, ma sempre golena è. E il fiume, sempre il Piave viene da Perarol perché fa quel che vuole. E con oppure, queste parole un'altra mia concittadina dice sempre: il Piave non dà, presta. Più chiara di così penso che non si possa sentire. Voi a casa fate le vostre riflessioni, siamo in democrazia, ognuno è libero di dire, di pensare, di riflettere come vuole, però questi sono i problemi che hanno questi sindaci di questi territori molto importanti. Ecco, però lei fa parte anche di un partito che ha deciso questo in regione, e sindaca non so come sarà adesso perché si cambierà un po' tutto. Adesso vedremo quando decideranno di andare a votare, perciò lei cosa chiede? Ah, perché noi abbiamo il commissario. Avete capito come funziona? Prima di la prevenzione è meglio mettere il commissario. Allora io ringrazio veramente Marianella Tormena, sindaca di Crocetta del Montello, per la sua chiarezza e soprattutto per il bene del suo territorio. Ognuno può fare le proprie riflessioni, però oltre a lei ci sono anche tanti altri sindaci che la pensano alla stessa maniera e di tante aree politiche. Perciò grazie sindaco e buon lavoro. Bolognato, come ci saluta? Ma vi ringrazio per la possibilità di presentare un po' i risultati e parlare un po' di pesca, che magari si associa sempre la pesca a una cosa vecchia, ma in realtà noi come Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee facciamo tantissimo, non solo le gare di pesca, ma gestione del territorio, tutela del territorio. È una federazione che è stata anche riconosciuta come protezione civile, pronta a portare la propria conoscenza, e portiamo anche la nostra esperienza vissuta nel Piave e in altri fiumi. Come sono presi i nostri fiumi, Bolognato? Cosa vedete Allora, voi? come qualità dell'acqua molto meglio rispetto anni indietro, e anche come volumi d'acqua. Per quanto se ne dica, è vero che non ci sono più i ghiacciai, non c'è più quello scioglimento di neve, quella quantità di prima, ma i regimi minimi di flusso minimo vitale c'è da tanti anni, dal 2000, mentre prima del 2000 questo non c'era, il fiume andava per ampi tratti in secca, i torrenti piccoli erano molto più inquinati. E in realtà però c'era molto più pesce prima, perché c'era quel problema che prima non c'erano questi uccelli etiofagi. E adesso abbiamo più acqua, però per burocrazie anche diverse, che poi autorizzazioni che non arrivano più al ripopolamento da parte nostra con il novellame di trote, abbiamo molte meno trote rispetto a una volta. E il granchio blu che adesso si sente poco, c'è ancora, cosa ci può dire? Perché all'improvviso sembra che sia sparito, ma non mi sembra che sia sparito. Ma non è sparito, ha avuto una parentesi l'anno scorso, perché seguo anche un po' il mare, no? Ha avuto una parentesi l'anno scorso che è calato.
c'era stata quella grossa moria, forse dovuta alle temperature, così. Quest'anno sembra che stia riprendendo parecchio. Noi qui nell'acqua dolce abbiamo il problema del gambero killer, il gambero proveniente dal Nord America, che è stata una specie invasiva, purtroppo è presente in modo massiccio nella parte pianeggiante, si ferma nella parte collinare, non sale verso nord perché non ama le acque correnti, e questo per fortuna limita un po' i danni verso il gambero nostrano, che è una specie importante e nativa delle nostre zone, che è anche molto delicata. Meglio di così, avete capito, ecco, l'importanza anche di conoscere, di capire la pesca, se ne parla pochissimo. Io questi ragazzini, questi bulletti li darei a Poloniato con la canna. 8 ore, provare 8 ore là fermi, un po' sta rabbia, proprio la trasferisci nella canna col pesce che aspetta là fermo. Posso dire l'ultima? Ma noi in realtà non siamo proprio quelli che aspettano, noi in particolare i pescatori di trote siamo dei cacciatori di trote, perché peschiamo muovendoci continuamente nel torrente a cerca, e poi sono emozioni da far provare ai bambini. Abbiamo un reticolo di scuole di pesca diffusissimo qua in Veneto, con grande successo, tant'è vero che non riusciamo neanche come istruttori a soddisfare tutte le richieste, e quindi riuscire a tirar via i bambini, i ragazzi dalla solita routine che tutti sappiamo e fargli provare l'emozione della pesca è un'esperienza bellissima, e speriamo di portarla avanti. Quante cose si potrebbero fare, Poloniato, se facessimo veramente squadra assieme ai sindaci, alle associazioni di volontariato, per aiutare queste fragilità, perché da soli non ci arriveranno, dobbiamo andarceli a prendere noi, perché nessuno ce li porterà, questa è la verità. Grazie ai miei ospiti, pubblicità. Saluto altri due graditi ospiti. Abbiamo in presenza Paola Bruttocao, presidente FIAB Treviso. Grazie Paola Bruttocao di essere qui con noi. Grazie. Saluto anche Gianandrea Serafin, vice commissario della Polizia Locale Cavallino Treporti. Buongiorno anche a lei, commissario, grazie di essere qui. Spero di riuscire a far vedere questa pista bellissima che è stata realizzata. Chapeau al sindaco, ma a tutti quanti voi, per capire l'importanza delle piste ciclabili in un territorio bellissimo, meraviglioso come è Cavallino Treporti. Allora partirei proprio, grazie commissario. Allora Paola Bruttocao, FIAB. Tanto spieghiamo cos'è la FIAB, quello che state cercando di seminare per il bene della comunità, per la sicurezza della comunità, e quello che avete in programma. Prego Paola. Allora, FIAB è un acronimo, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, nasce nel 98 a livello nazionale, 2008 a livello provinciale, è un'associazione attualmente senza sede perché scegliamo per questioni economiche di non avere le spese, però abbiamo 340 soci. È un'associazione ambientale, contrariamente a quanto si pensa non è sportiva o amatoriale, diciamo, certo pratica molto la bicicletta, ma la promuove come principio, come stile di vita, per uno stile di vita sano, quindi insomma un'attività da fare quotidianamente per andare a scuola, per andare al lavoro, per andare a fare le spese e per il tempo libero. Quindi la bici utilizzata come strumento non tanto ludico per fare un'attività fisica, quindi quel ciclismo che si fa un po' ad alta velocità, a testa bassa e macinare chilometri, ma l'andare lento. E per questioni soprattutto ambientali e di qualità di vita. Promuoviamo certo iniziative, ieri abbiamo fatto una bella pedalata sul Cansiglio, facciamo laguna, facciamo collina, facciamo città, facciamo uscite culturali per conoscere i luoghi, quindi ieri abbiamo fatto 2 visite culturali importanti, però c'è tutta una grossa progettualità di carattere culturale e sociale che vuole andare a incidere sull'uso della bicicletta, quindi per tutti i cittadini, quelli che fanno una vita normale di scuola, di lavoro, di tempo libero, e soprattutto i cittadini che non sanno usare la bicicletta. Ci sono diversi adulti, un signore ci ha chiamato qualche settimana fa chiedendo: ho comprato la bici, voglio usarla per andare a lavoro, non lo so fare, quindi lo abbiamo aiutato. Ma a parte ciò stiamo facendo dei corsi di sicurezza stradale e di apprendimento dell'andare in bici per le persone straniere che vengono o perché non hanno la patente o non hanno ancora la disponibilità
possibilità economica di comprare la macchina e di fare la patente, che ha dei costi importanti, usano le 2 ruote, quindi stiamo facendo questi corsi. Il Comune, non solo quello di Treviso, ultimamente anche quello di Paderno, stanno donandoci le biciclette ex rifurtiva, diciamo quelle recuperate dai furti, che sono state tipo un anno in deposito, ora non conosco bene i tempi, ce le stanno regalando, le stiamo sistemando. Quelle del Comune di Treviso le abbiamo sistemate con il coinvolgimento dei detenuti, perché all'interno del carcere di Treviso c'è un laboratorio anche di meccanica gestito dalla cooperativa Alternativa, quindi ce le hanno sistemate, chiaramente abbiamo pagato quello che hanno chiesto e le distribuiremo agli uomini che hanno già fatto il corso. Quest'autunno partirà il corso per le donne, il Comune di Paderno ci ha già dato delle bici che sistemeranno dei nostri volontari laddove riescono per ridurre i costi, proprio perché siamo associazione con budget leggero. E poi altre iniziative che stiamo facendo ad esempio in questo periodo sono abbastanza legate all'inquietudine mondiale. La nostra associazione nel suo statuto, proprio all'articolo 3, quello nazionale, riporta il concetto che siamo associazione per l'appunto ambientale, come dicevo, ma anche molto attenta alla questione del vivere in serenità. Per cui all'articolo 8 dice esattamente che non abbiamo fini di lucro e si ispira a principi di solidarietà, ecologia e non violenza, ma soprattutto promuove la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata. Questo nel nostro statuto. Ragion per cui quando la nostra Presidente del Consiglio un mese fa ha dichiarato di voler portare le spese degli armamenti al 5% del PIL, che vuol dire 400 miliardi all'anno in più, 650 euro a persona che dovremmo pagare in qualche modo, abbiamo voluto fare un comunicato, perché chiaramente non siamo favorevoli a questo, perché vuol dire togliere ulteriori risorse alle associazioni. Noi per esempio il Comune di Treviso, come molti altri comuni, partecipano ai bandi del Ministero dello Sport per favorire la cicloviabilità e la sicurezza nelle città. Ad oggi sono per ogni cittadino c'è un costo che è di pochi centesimi, direi 12 centesimi, sono solo 12 milioni che hanno messo a disposizione e sono stati solamente 200 comuni che hanno potuto usufruire di questi soldi, 885 comuni li stanno ancora aspettando. Già adesso la situazione è questa, se il riarmo toglie ancora tantissimi miliardi così dai bilanci, i servizi, per esempio per quanto riguarda noi legati a ambiente e sicurezza, verranno sempre ridimensionati. Allora ci fermiamo qui al momento perché vorrei capire anche col commissario Gianandrea Serafin, ecco, queste piste ciclabili, l'importanza delle piste ciclabili, la sicurezza, com'è la situazione a Cavallino Treporti, si è aperta la stagione estiva, ecco, tanti turisti amano proprio queste zone, specialmente Cavallino Treporti per il verde, per questa ampiezza di territorio meraviglioso green che c'è. Prego commissario. Sì, sicuramente sì, il Comune di Cavallino Treporti è un comune peculiare che ha delle caratteristiche assolutamente legate all'ambiente e quindi l'utilizzo anche di questi veicoli, perché le biciclette sostanzialmente sono veicoli, diciamo, ecologici. Nel bene e nel male, nel senso che poi noi come funzionari di polizia poi siamo chiamati anche a intervenire negli aspetti anche un po' più problematici dell'utilizzo dei velocipedi, anche perché ricordiamoci che una delle problematiche soprattutto d'estate sono gli incidenti stradali e comunque nelle situazioni che coinvolgono i ciclisti sono comunque problematiche non indifferenti. E su questo punto aggiungo anche un aspetto importante. Io, oltre a essere funzionario di polizia, sono anche presidente per la provincia di Venezia di un'associazione di categoria, ANVU appunto, un'associazione che raccoglie gli operatori di polizia locale e che fa attività di informazione e di formazione anche su questi aspetti, quindi su tutto quello che riguarda il mondo della sicurezza stradale. Come ANVU abbiamo una campagna che si chiama Pensa alla vita, guida con la testa, appunto, dall'Adriatico alle Dolomiti, quindi che raccoglie tutti quelli che sono i territori della nostra bellissima regione Veneto. Abbiamo tutta una serie di dati, di eventi che portiamo avanti nel territorio e dopo, se vuole, le posso dire anche nel dettaglio tutti i vari luoghi dove potete venirci a trovare.
Commissario, com'è la situazione proprio in merito alla sicurezza? Perché anch'io in questo fine settimana, ecco, raccontavo proprio l'altra sera che sono rientrata dalla Treviso Mare e devo dire la verità che ho visto abbastanza, diciamo, buon senso nel guidare, però poi all'improvviso ti arriva il motociclista o l'automobilista, basta uno, non è che ne devi incontrare tantissimi durante il tragitto, che veramente sono delle schegge impazzite. Per fortuna c'era anche la polizia locale, come giustamente, fortunatamente l'ho vista, però queste schegge impazzite le troviamo sempre, ne basta una. Eppure non si può dire che non c'è informazione, che non si sa. Cosa direbbe a queste schegge impazzite? Perché le abbiamo, non c'è niente da fare, noi vediamo gli striscioni, vediamo di tutto e poi ti arriva questo pazzo che va via a 150-200 all'ora su sorpassi azzardatissimi, doppia linea continua, nelle semicurve. Ma cosa si può fare? Perché ripeto, c'è qualcosa che non torna, perché come ripeto non è che ne devi trovare tutti i giorni, ma ne basta uno nella tua vita per rovinarti la vita o farti andare in sedia a rotelle e non ce n'è per nessuno. Prego commissario, cosa si può fare? E non solo diversamente giovani, vorrei che passasse anche questo messaggio, perché fra poco la colpa è di diversamente giovani che io non trovo alle 3-4 della mattina nelle strade. Prego commissario, mi scusi ma dovevo dirlo. Di nulla, di nulla. Sì, assolutamente sì, il problema del mancato rispetto delle norme sulla circolazione stradale è ancora un'attualità in realtà, nonostante le campagne informative, nonostante comunque un'attività sanzionatoria di una certa portata, comunque permangono situazioni, diciamo, di illegalità. Questo è legato soprattutto all'infortunistica stradale, quindi il tasso di incidenti stradali che non è in calo, anzi noi a Cavallino Treporti proprio abbiamo avuto un aumento rispetto allo scorso anno di incidenti stradali anche gravi, quindi parliamo di incidenti, per fortuna quest'anno non incidenti mortali come è successo l'anno scorso, ma comunque con feriti anche abbastanza gravi. C'è stato un incidente stradale quest'anno nel territorio di Jesolo che ha coinvolto appunto 2 motociclisti, notizia di qualche settimana fa, di qualche giorno fa. Noi l'anno scorso ne abbiamo avuto uno abbastanza simile a Cavallino Treporti, quindi durante soprattutto il periodo estivo vediamo l'aumentare di queste situazioni problematiche. Le motivazioni in realtà sono sempre le stesse, limiti di velocità che non vengono rispettati, utilizzo di sostanze alcoliche o stupefacenti, utilizzo di cellulari alla guida, insomma in realtà a livello di violazioni che poi comportano l'incidente stradale non è che abbiamo cambiato molto rispetto agli anni scorsi. Per noi è un'attività assolutamente impegnativa perché ovviamente poi dobbiamo pensare a tutti i risvolti anche di natura sociale che comportano un incidente stradale, soprattutto se mortale. Cosa ne pensa, commissario, di questo nuovo codice della strada con paletti anche importanti? Ecco, voi addetti ai lavori cosa ne pensate? Allora, rispetto, io faccio una precisazione perché in realtà si parla impropriamente di nuovo codice della strada, in realtà il codice della strada è sempre quello del 1992 con modifiche che periodicamente vengono fatte. Quella del dicembre 2024 è stata un bel intervento sostanziale che ha portato tutta una serie di novità. Ad oggi quella che secondo me è il tema del momento, ne parlavo anche con la mia sindaco l'altra sera, sono i monopattini. In questo momento i monopattini e quindi il mancato utilizzo del casco, che ripeto da dicembre dello scorso anno è obbligatorio per tutti, è un problema. Probabilmente è mancato un po' di informazione soprattutto all'estero perché come polizia locale notiamo spesso che i trasgressori vengono da paesi esteri, quindi probabilmente all'estero non è stata recepita questa novità italiana. Ritorno sul tema, quello degli incidenti appunto, perché se abbiamo detto che fare un incidente in moto, fare un incidente in auto è un problema, farlo in monopattino è ancora peggio perché ovviamente poi le conseguenze possono essere notevoli, soprattutto se il conducente del monopattino non porta il casco, come diciamo rileviamo abbastanza frequentemente in queste settimane.
Molto chiaro e la ringrazio per aver anche spiegato come funziona e cosa si deve fare. Paola Bruttocao, so che voleva intervenire in quello che diceva il commissario Serafin, prego. Sì, e chiaramente sottolineo tutto, quelle che sono le infrazioni, soprattutto legate all'eccesso di velocità, ormai tutti i dati sono incontrovertibili, questa è la principale causa di incidenti, di disabilità e di vittime. Vorrei sottolineare una cosa importante, ho partecipato a un incontro organizzato dal comune di Casier poco tempo fa, c'era uno psicologo del lavoro che si dedicava alla sicurezza, invitato da un'associazione di motociclisti che stanno promuovendo la sicurezza sulle due ruote, e ci ha fatto fare, tra virgolette, un gioco noi del pubblico. Ci ha mostrato un video dei ragazzi che palleggiavano con una palla da pallacanestro, alcuni in maglia bianca, alcuni in maglia nera. Ci ha detto ve lo presento, voi ditemi quanti palleggi fanno quelli con la maglia bianca. Quindi ci siamo concentrati su quell'immagine, l'ha avviato, un 20 secondi di video. Alla fine ci ha detto: cosa avete notato di particolare? Solo il 10% aveva notato che era passato un ragazzo vestito da gorilla, aveva attraversato il gruppo lentamente ed era uscito di scena. Poi ci ha mostrato altre 2 foto con delle immagini che andavano via via dissolvendosi. La foto di un prato, l'angolo in basso a destra, l'erba lentamente si abbassava come se fosse stata rasata, e nell'altra foto diverse persone, sull'angolo in basso a destra un signore col cappello da marinaio, e che si dissolveva l'immagine e spariva. Nessuno di noi aveva notato queste 2 particolarità, il campo di grano che si modificava e la persona che spariva dall'immagine. Questo a dimostrazione che noi abbiamo una capacità di cogliere un insieme di immagini, di situazioni, soprattutto quelle veloci e dinamiche. Le situazioni lente ci scappano dallo sguardo, dalla vista, dall'attenzione. Questo significa che noi che andiamo sulle 2 ruote siamo ad alto rischio, perché siamo veicoli più lenti, e non parliamo dei pedoni. Quindi un lavoro sulla consapevolezza che quando siamo per strada, anche se siamo concentrati esclusivamente sulla guida, una percentuale di cose non le cogliamo, soprattutto quelle lente, la dobbiamo avere, perché questo ci invita maggiormente alla velocità ridotta, perché possiamo perdere dei particolari, la persona lenta che ci attraversa. Quello che però io noto, e vorrei sentire anche il commissario, è un atteggiamento culturale che riguarda proprio i pedoni che proprio non funziona. Nel senso, ci sono le strisce pedonali, ma si attraversa dove capita. Non si attraversa, ci si butta. E questo lo noto dappertutto. Poi la colpa è sempre dell'automobilista, perché si doveva fermare, perché le strisce pedonali impongono che tu devi prima prevenire, fermarti e poi passare, però anche il pedone ha le proprie colpe, come anche le biciclette a volte. Commissario, cosa vede lei? Perché sì, la colpa dell'automobilista, però queste persone che si buttano letteralmente attraverso, hanno le strisce pedonali a 3 metri eppure attraversano dove capita. Anche qua bisognerà fare prevenzione, giustamente nelle scuole, ma in attesa che i ragazzi crescano bene, cosa facciamo di questi adulti che se li infischiano e poi è sempre la colpa dell'automobilista? Noi diamo sempre la colpa al motociclista, al camionista, per carità, con tutte le colpe che hanno, e non dico di no, molti. Anche il pedone deve iniziare a capire, il cittadino, che quando si attraversano le strade certi comportamenti si devono tenere, che non è che ha sempre ragione perché è sulle strisce pedonali. Prego, commissario. Sì, è opinione comune ritenere che il rispetto delle norme del codice della strada sia soltanto per i veicoli a motore. In realtà non è così, cioè il codice della strada si applica a qualsiasi tipo di veicolo e anche al pedone, che non è un veicolo, però ovviamente è fruitore della strada. E questo vale sia per i pedoni sia per i ciclisti, e noi come polizia locale vediamo spesso violazioni commesse da chi in realtà non è a bordo di un veicolo a motore, ma è a piedi o è in bicicletta. Prima la sindaco parlava della distrazione, e il tema della distrazione è un tema importante, cioè ad esempio circolare in bicicletta con il cellulare, leggere un messaggio anche se si è a piedi,
comporta tutta una serie di problematiche legate alle tempistiche, cioè per leggere un messaggio qualche secondo io lo perdo. Ebbene, quei secondi sono preziosi e mi consentono di evitare di finire sotto una macchina, di evitare di fare un incidente stradale. Quindi sono piccole cose che però mi permettono di sopravvivere sostanzialmente, se vediamo la città come una realtà su cui devo comunque sopravvivere, sia se sono a piedi sia se sono a bordo di un veicolo. Il problema è che, ripeto, rispetto a qualche tempo fa, queste problematiche non sono in calo, per cui probabilmente sì, bisogna continuare a fare campagne di sensibilizzazione, campagne di informazione, a spiegare quelle che sono le condotte da rispettare. Nelle scuole sicuramente, perché i bambini sono delle spugne, quindi assorbono molto e magari possono insegnare qualcosa anche ai loro genitori. Molto chiaro. Andiamo a vedere anche questo video FIAB e poi lo commentiamo, di Ezio Marchioni. Andiamo a sentire. Abbiamo Valerio da Cessalto, vai Valerio. Sì, buongiorno signora Mirella. Buongiorno. Buongiorno ai suoi ospiti. Ecco, volevo rivolgermi al comandante. Io sono un ex collega, ho 75 anni, sto già in pensione da 13 anni. Fino a quando ero in servizio mi sono sempre battuto perché quando andavo fuori con la mia macchina normale, così andavo a fare una passeggiata o andavo a fare... e vedevo tante di quelle infrazioni immaginabili possibili. Quando andavo fuori con la macchina di servizio, si vedeva tutti corretti
correvano bene, tenevano la distanza di sicurezza, non telefonavano e tutto. Ecco, e io mi sono sempre battuto, ma perché non facciamo una situazione di comuni, ci mettiamo comuni di fare organico ancora di più e andare fuori con la macchina in borghese, e che il codice lo prevedesse questo. Però mi sembra che non è cambiato niente da questo, perché lei, comandante, può fare un giro con la sua macchina, vede la differenza da andare fuori con la macchina di servizio alla macchina privata. Allora secondo me, se il cittadino non sa se una macchina è di servizio, è una macchina, secondo me sarebbe un bel deterrente. Ma è cambiato qualcosa? Dopo, io ho 75 anni, 13 anni, ma non credo sia cambiato niente. Buongiorno e grazie e buon lavoro. Grazie, non era Valerio, ma Valeri da Cessalto, Gianfranco Valeri. Grazie Gianfranco di aver chiamato. Sentiamo, commissario, come commenta la telefonata di Gianfranco Valeri. Sì, allora, caro collega, esordisco così, visto insomma che ci ha detto che è stato un mio collega fino a qualche anno fa. E allora, come Polizia Locale e come Associazione ANVU, noi anni che ci battiamo per varie modifiche sia delle normative sia del codice della strada, perché ovviamente ci rendiamo conto, lavorando sul territorio, di quelle che sono le problematiche. E sono questioni che però attengono più aspetti politici che operativi del nostro lavoro, nel senso che le modifiche alle normative non le facciamo noi possiamo dare delle idee, possiamo dare dei suggerimenti, poi è la politica che deve intervenire. Anche come categoria professionale da anni che aspettiamo una legge di riforma e insomma siamo ancora fiduciosi che dall'86 ad oggi ci possa essere qualcosa che venga portato insomma a conclusione e ci permetta di lavorare anche meglio. Per quanto riguarda il suggerimento del collega sui servizi in borghese, in realtà non è possibile fare questo tipo di attività di accertamento e contestazione a violazione delle norme del codice della strada senza i veicoli, insomma, con le scritte istituzionali. Ancora ci sono dei limiti su questo. Condivido l'idea, sarebbe interessante poter fare questa attività, però al momento diciamo siamo con le mani legate come si diceva una volta. Vediamo se insomma nel tempo magari, visto che comunque le problematiche permangono, il legislatore decide di aprire un po' le maglie e consentire anche questo tipo di interventi, anche perché poi oltre alle norme dobbiamo fare i conti con quella che è la giurisprudenza in materia, quindi con le varie sentenze degli organi giudicanti che a volte accolgono determinate situazioni in un modo, altre in un altro, in base anche a quelli che sono poi gli orientamenti della Cassazione piuttosto che degli altri organi di giustizia. Noi come Polizia Locale ci adeguiamo insomma a quelli che sono i tempi, a quelle che sono le indicazioni che ci vengono date. Come associazione ANVU facciamo attività di sensibilizzazione su questo, facciamo varie attività anche con i cittadini, perché la nostra funzione non è solo quella di reprimere, ma è anche di educare, come si diceva a suo tempo, e su questo siamo anche contenti di poter dare il nostro contributo, non soltanto come i cattivi della situazione che tirano le orecchie con le multe, come si dice, ma anche insomma, dei fratelli maggiori che educano i cittadini rispetto di quelle che sono le norme che in questo paese sono molto complesse. Su questo insomma ci tengo a precisarlo, però comunque ci sono e comunque siamo tutti chiamati a rispettarle. Abbiamo Lorenza da Mestre, poi andiamo da Paola Bruttocao. Sentiamo Lorenza. Buongiorno. Buongiorno Mirella, saluto anche i suoi ospiti. Vorrei riagganciare al discorso appunto della Polizia Municipalità. Io abito in una zona purtroppo che ormai è diventata una bagarre, praticamente dovrebbe essere a senso unico, praticamente entrano da tutte le parti, da via Cappuccina, a piazzale Donatori di Sangue, via Piave, entrano in questa straduccia dove c'è appunto la Caritas e poi c'è la via Andrea Costa. Beh Mirella, alla sera ci sono le gare, prima o poi quando scatterà il morto allora si provvederà. Io ho parlato varie volte con la Polizia Municipale, anche perché ho avuto il mio cugino ormai, poverino, nell'altra dimensione, e mi raccontava che chiaramente se c'è un po' di collaborazione di cittadini, io sono d'accordo su questo. Una volta mi ricordo che c'erano le ronde, tanti anni fa, e mi ricordo che erano anche utili queste cose qui, segnalavano, ovviamente noi si segnalava appunto se c'era qualcosa. Io ormai sono in pensione, ho i miei acciacchi, a parte questo, però io
non gli interessa vedere, eccetera. Io mi sono azzardata l'altra settimana, 2 ragazzi monopattino senza casco, andare contro mano. Ho detto ragazzi guardate, vi fate male perché arrivano le macchine. Beh Mirella, mancava solo che venisse fuori a quei cortei, non ti dico altro, l'aver detto gentilmente, punto, e chiudo qui il discorso. Questa è una via che prima o poi scapperà in morto. Grazie Mirella. Grazie a te Lorenza, ora sentiamo Paola Bruttocao come commenta e soprattutto anche delle cose che magari non si conoscono oppure arrivano tanti messaggi, qual è ad esempio quello esatto, ad esempio l'attraversamento delle strisce pedonali in bicicletta. Qualcuno dice bisogna scendere dalla bicicletta, invece si può anche attraversare con la bicicletta se, prego Paola Bruttocao. Se non intralciamo i pedoni, vorrei la conferma dal comandante della polizia di Cavallino Treporti, ecco c'è un articolo specifico del codice della strada che dà questa indicazione, solo qualora siamo di intralcio i pedoni c'è l'obbligo di scendere dalla bicicletta nelle strade urbane. Ecco, io vorrei però anche sottolineare alcuni aspetti. È assolutamente giusto che manteniamo l'attenzione alta, quindi lotta alle infrazioni, rilevarle e chiaramente sanzionarle, quindi che le forze dell'ordine continuino assolutamente a fare da dissuasori dell'alta velocità e delle trasgressioni. Questo è il primo punto importante. Ecco, però credo vada anche sottolineato lo sforzo e il cambiamento dei cittadini, degli automobilisti. Io abito lungo un'arteria molto importante, molto trafficata. Da poco tempo, qualche anno, hanno fatto un passaggio pedonale senza semaforo. E in questo passaggio pedonale, io lo attraverso spesso in bici o a piedi o in macchina a seconda, attraverso la strada intendo, la percorro la strada, e vedo che nel 90% dei casi è la prima macchina che si ferma quando il pedone si avvicina al passaggio pedonale. Questo succede anche nella Noalese, davanti alla casa di riposo Menegazzi, passaggio pedonale senza semaforo. Ormai sono pochissime le macchine che passano e che invece si fermano immediatamente per far passare il pedone. Questa è una sensibilità importante dei cittadini che hanno acquisito, vedono il pedone, sanno che si devono arrestare, ecco, anche perché ci sono state molte sanzioni, addirittura una persona che conosco bene, il ritiro della patente dopo più sanzioni dovute al fatto che non si era fermato in prossimità dell'attraversamento pedonale. Quindi ecco, sono degli ottimi deterrenti, però il cittadino secondo me ha fatto un cambiamento molto significativo. Il codice della strada va conosciuto, come ora che è estate ci sono le persone che si cambiano le ciabatte, giustamente, perché è bene avere una calzatura più sicura, però mi risulta che per esempio con la ciabatta infradito, ma addirittura scalzi, secondo il codice della strada, si possa guidare. Non è da promuovere questa cosa, anche se non lo so se scalzi sia meglio o peggio. Sentiamo che con la cosa calzatura. dice il commissario, ma prima sentiamo Francesco da Carbonera. Vai Francesco. Salve, volevo fare solo una domanda. Praticamente 2 settimane fa io sono uscito dall'ospedale del Cafoncello di Treviso e tornavo a casa in moto, dai 50 all'ora, doppia linea continua. Praticamente io ho messo la freccia perché dovevo svoltare a sinistra e andavo a 38 km/h. Un SUV mi ha sorpassato e mi è passato a 10 cm di distanza, cose che mi stava per falciare. Io arrivavo a trovare mia figlia che poverina, vabbè, ha dei problemi, quindi sono spesso in ospedale. Ho chiamato i carabinieri di Carbonera, che mi hanno passato quelli di Silea, perché la competenza sono quelli di Silea, e mi hanno detto che non era possibile verificare le telecamere, perché io ho detto guarda, è successo proprio su una curva davanti alle scuole elementari, quindi di sicuro ci sono delle videocamere. Adesso volevo solo domandare, ma bisogna aspettare di fare un incidente prima di prendere dei provvedimenti? Perché tutto sommato io gli ho detto guardate che io ho rischiato la vita perché mi sono passati a 10 centimetri di distanza e mi hanno detto ma no, non possiamo verificare le videocamere, ma hai preso la targa. Ma secondo te mi metto a prendere il numero di targa
Cioè, sono rimasto scioccato io da questa cosa qua. Volevo Grazie Francesco, molto chiaro. Sentiamo come risponde il commissario per quanto riguarda l'attraversamento in bicicletta sulle strisce pedonali, le ciabatte, le infradito quando si guida, tante cose, quello che ha detto anche Francesco, quello che ha detto Paola Bruttocao. Prego commissario. Sì, allora io mi sono segnato tutti i vari punti e cercherò di rispondere in maniera sintetica ma a tutti. Allora, inizio con quella che potrebbe sembrare una battuta ma in realtà non lo è un fatto di cronaca, la cosiddetta precedenza di cortesia. Allora, succede spesso che molti incidenti stradali avvengono proprio perché dei veicoli, soprattutto con targa estera, si fermano per far o attraversare la strada o far uscire i veicoli dalle laterali. Questa è una cosa assolutamente corretta da un punto di vista delle normative. Il problema però è che a volte, spesso succede che questo provoca un tamponamento. Il problema è anche di natura culturale, se vogliamo, e bisogna anche noi italiani abituarci a volte ad avere questo tipo di impostazione, questo tipo di formamentis. E con questo, diciamo, chiudo questa piccola parentesi. Per quanto riguarda gli attraversamenti pedonali, bisogna fare un distinguo. Esistono sia gli attraversamenti pedonali dove il velocipede, quindi la bicicletta, deve attraversare portata a mano, quindi non con il conducente in sella, e gli attraversamenti ciclopedonali, che sono quelli che possiamo facilmente riconoscere perché oltre alle strisce di fianco ci sono dei cubi sostanzialmente, quindi parallelamente alle strisce ci sono questi cubi. Quello è un attraversamento ciclopedonale dove il conducente può attraversare tranquillamente a bordo del velocipede senza scendere. Per quanto riguarda quello che diceva la sindaco sull'utilizzo delle ciabatte, in realtà anni fa è stato un tema di grande discussione. Non c'è una norma che vieta l'utilizzo di ciabatte o di guidare scalzi. Il problema è che bisogna guidare in sicurezza, quindi la guida deve comunque essere in sicurezza. Un'altra questione era uscita: ma posso guidare se ho il braccio ingessato? Dipende, se riesci a garantire una guida in sicurezza sì, altrimenti no, è prevista anche una sanzione. Per quanto riguarda l'ultimo punto, quello del sorpasso, c'è un problema. Cioè, il problema è quel tipo di violazioni possono essere accertate e contestate solo in quel momento. Quindi ci deve essere una pattuglia con dei pubblici ufficiali che vedono con i propri occhi la violazione e la contestano. Non è possibile ad oggi, con le normative che abbiamo in vigore, fare delle contestazioni vedendo le telecamere. Cioè, l'utilizzo delle telecamere è sicuramente utilissimo, però dobbiamo ricordare tutta la normativa sulla privacy, quindi tutta la normativa anche europea sulla privacy. E quindi tutto quello che si può fare con le telecamere deve essere previsto da una legge sostanzialmente. Non possiamo utilizzare le telecamere per altri scopi. Quindi ad oggi le violazioni del codice della strada non possono essere contestate con questi metodi. Più chiaro di così non si può. Allora andiamo a vedere invece queste bici fatte dai carcerati, che mi sembra una bellissima cosa che ha raccontato anche Paola Bruttocao. Andiamo a vedere il servizio e poi lo commentiamo. 10 biciclette destinate a 10 donne migranti, passate attraverso le mani operose di adulti detenuti nel carcere di Santabona. Una rete sinergica con capofila iCare per restituire vita e dignità alle persone e anche ai mezzi a due ruote lasciati a marcire nei depositi comunali, provenienti da furti o abbandoni e mai più reclamati. Insieme alla cooperativa Alternativa Ambiente e al Comune di Treviso, la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta si è fatta carico di trovare le 10 bici da riparare che sono state ora consegnate. Dal Comune di Treviso abbiamo ottenuto 10 biciclette usate da sistemare veramente. Le abbiamo date alla cooperativa del carcere di Santabona, che ha provveduto a sistemarle a pagamento. Dunque abbiamo 10 biciclette, 582 euro che FIAB anticipa, perché il progetto è finanziato dalla Regione Veneto, un progetto più grosso seguito da iCare che tiene dentro tante altre finalità. Le bici restano in custodia a FIAB Treviso fino all'autunno, quando troveranno nuove proprietarie dopo un breve corso introduttivo. Facciamo un breve corso di scuola guida, di codice della strada, e poi una volta che vediamo che sono autonome regaliamo loro le biciclette sperando che le usino per lo scopo di andare in giro, di accompagnare i bambini a scuola, andare a trovare l'amica e tutte queste cose qua. Corsi che FIAB aveva già fatto con il progetto Monigo Migranti e che si prepara ad offrire anche ad altri cittadini residenti.
Nel prossimo autunno cominceremo a progettare dei corsi di educazione alla bicicletta e soprattutto alla sicurezza per quelle giovani mamme e giovani padri che non hanno ancora il coraggio di prendere il seggiolino per portare i figli alla scuola materna o altrove. Sarà soprattutto rivolto a loro. Allora, Paola Bruttocao abbiamo sentito, abbiamo visto questo bel servizio, ecco, speranza, ecco, tutti assieme facciamo squadra per migliorare la qualità della vita. Come ci saluti, Paola Bruttocao? Beh, l'auspicio è di continuare sempre a lavorare per la nostra sicurezza, qualsiasi sia la situazione, e la collaborazione con le forze dell'ordine sicuramente sempre, rigore quando siamo per strada con qualsiasi mezzo, che siamo a piedi, in bici o con le quattro ruote, e l'impegno da parte di tutti affinché ci sia la convivenza in questi spazi comuni. È una regola di vita universale. La strada è uno spazio comune, che la convivenza sia rispettosa fra tutti, noi nei confronti dei pedoni o delle quattro ruote e loro nei nostri confronti. Quindi convivenza civile. A dirlo, Paola Bruttocao, presidente FIAB, veramente questa importante associazione. Sentiamo Nadia da Treviso, poi salutiamo anche il commissario. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Volevo chiedere al commissario, ma quei passaggi pedonali che si trovano nelle rotatorie mi sembrano un po', diciamo che se il pedone viene giù dal marciapiede, attraversa la strada, noi giriamo per andare sulla strada e ci troviamo il pedone in mezzo e freniamo, magari una macchina dietro ci tampona. Non le trovo tanto... Distanze di sicurezza anche. Sì, so la distanza di sicurezza, ma non tutti la fanno. E quando ti trovi di inserirti nella rotatoria, hai la curva e ti trovi il passaggio pedonale sull'altra strada. Grazie, arrivederci e buona giornata. Sono d'accordo con te, Nadia, sono d'accordo con te. Anch'io in certe situazioni ho detto, ma come si fa a fare l'attraversamento in queste condizioni col semaforo che è verde da una parte, verde per il ciclista, per il pedone? Commissario, cosa sta succedendo? Voce? Microfono, mi sentite? commissario. Sì, dicevo, io su questo in realtà posso dire poco, perché ogni comune poi organizza il proprio territorio come ritiene più opportuno. Se ci sono delle problematiche mi viene da suggerire di segnalarle sostanzialmente agli uffici preposti, l'ufficio tecnico piuttosto che ai comandi di polizia locale, se ci sono delle problematiche in termini di sicurezza. Come ci saluta, ovviamente, commissario? Con quale messaggio? Allora, io volevo fare un invito, quindi essere propositivo, chi ci ascolta, ovviamente chi è interessato e vuole partecipare, sia adulti sia i bambini, a quelle che sono le date della campagna Pensa alla vita, guida con la testa, che è una campagna che nasce qualche anno fa, nasce nel 2003 e porta nelle varie località, soprattutto della nostra regione, dei messaggi positivi, ovviamente di informazione e di formazione sul rispetto delle norme sulla sicurezza. I prossimi appuntamenti sono a Jesolo il 24 luglio, in piazza Milano, scusate, e il 27 agosto sempre a Jesolo, a Caorle il 5 agosto a Porto Santa Margherita, poi siamo ad Abano Terme il 5 settembre, a Conegliano quindi il 28 settembre, a Belluno il 20 settembre, a Cornedo Vicentino il 4 e l'11 ottobre e il 1 agosto nel mio territorio a Cavallino Treporti. Ovviamente abbiamo tutta una serie di cose da poter far vedere, tra cui anche un simulatore di guida per far vedere quelli che possono essere gli effetti, ad esempio, di una guida in stato di ebbrezza, quindi per spiegare anche attraverso un simulatore, un gioco sostanzialmente, cosa può succedere se non si guida nelle migliori condizioni. Io l'ho fatto, commissario, con la Croce Rossa, che hanno questi occhiali
per capire lo stato di ebbrezza con me. Devo dire la verità che tutte le associazioni l'hanno provato ed è veramente una cosa molto utile da far provare per capire appunto, ci sono questi occhiali, ecco, più forti, meno forti, sempre di più, per capire come sei veramente, in quale stato stai guidando. Perciò ecco, commissario, l'ho trovato molto utile quello che sta facendo anche la Croce Rossa, perciò uniamo le forze per tutto il bene della comunità, per la sicurezza della comunità. Veramente grazie a Gian Andrea Serafin, vicecommissario Cavallino Treporti della Polizia Locale, di essere stato con noi. Buon lavoro, perché veramente ne avete bisogno, si è aperta la stagione, chi ne ha più ne metta. Grazie veramente, grazie anche a Paola Buttocao, presidente FIAB Treviso. Grazie, pubblicità. Siamo con un numero uno che sta cercando invece di intrigare i ragazzi, ne ha molti, anche ragazze giovani, giovanissimi, va nei parchi anche a cercare di capire cosa fanno questi ragazzi, chi sono. Siamo con Giancarlo Rossi, baseball naturalmente. Giancarlo, questi 3 giorni, ormai è il terzo giorno che siamo qui, cosa vuoi dire? Beh, voglio dire che la manifestazione è bellissima, non c'è niente da dire su questo. Abbiamo visto che anche ieri sera è stato un po' inclemente, fino alle 9:30 c'erano ragazzini che volevano giocare, volevano provare. Noi ce la stiamo mettendo tutta, come sai il nostro è uno sport non solo maschile ma anche femminile, quindi è inclusivo e sicuramente cerchiamo di proporlo non con lo spirito agonistico esasperato, ma proprio per creare, socializzare, far socializzare i ragazzi e permettergli di avere un'opportunità per poter essere in campo e divertirsi. Questa è la cosa fondamentale per noi. Giancarlo Rossi, come mai si fa così fatica a inserire uno sport, una disciplina, forse anche una delle più storiche, a Treviso? Cos'è? Tanto calcio, tanto basket, tanto rugby e baseball? Il baseball, bisogna tenere presente una cosa, che nasce nel 1966 a Treviso ed è stato il promotore di tutto quanto praticamente il Veneto, cioè diciamo nella zona qua della provincia di Treviso, con un certo, voglio ricordarlo perché mi fa piacere, Bianchin Maria e Berardi Fermando, che sono stati coloro che sono stati veramente i fautori del baseball. Perché si fa difficoltà? Avevamo un campo a Treviso, l'amministrazione comunale, non voglio fare colpe, non voglio fare polemica, lo ha tolto per farlo diventare un posteggio. Noi sono 7 anni che ci siamo come società, facciamo un campionato nazionale di Serie B, abbiamo il Baseball 5 che è uno sport nuovo, una disciplina nuova. Quest'anno siamo anche orgogliosi perché portiamo l'Istituto Mazzotti per la prima volta, il primo istituto nel Veneto che partecipa alla School Cup che si farà ad Aosta, quindi anche questo è lustro. Abbiamo una ragazza che gioca in A1, abbiamo una ragazza che fa parte della nazionale Baseball 5, abbiamo gli amatori. Non abbiamo il campo. Non abbiamo il campo, cioè non sappiamo dove andare a sbattere la testa. Speriamo che salti fuori, dai. Ad esempio qui magari, non si sa mai. Cosa dici Giancarlo? Ma io ho visto che qua c'è un'amministrazione comunale molto attenta, se ne stava anche parlando, questo sarebbe una location veramente perfetta, qua in mezzo al verde, disponibilità di posteggi, poi noi facciamo tornei, come sai benissimo, sono tornei internazionali, facciamo tornei anche a livello amatoriale, facciamo divertire anche le mamme, i papà e speriamo che salti fuori questo campo. Confido anche nell'amministrazione di Silea sicuramente e li ringrazio e ringrazio a te per questa opportunità. Allora saluto Giancarlo Rossi, è qui con noi a Sveglia Veneti Giancarlo Rossi che spiegherà anche l'importanza di far capire questa disciplina, questo sport, ma saluto anche Marco Becchi, vi porto in Toscana, sociologo, buongiorno professore, grazie di essere qui. Allora io inizierei proprio da lei, cosa vuole dire a Giancarlo Rossi, ecco, questo uomo che sta cercando veramente di far capire l'importanza anche di questa disciplina sportiva che ha tanti ragazzi e ragazze, uno sport ormai, lo sport non si divide più tra ragazze e ragazzi, ma è uno solo. Cosa dice professor Becchi? È bloccato? Allora andiamo da Giancarlo Rossi intanto che sblocchiamo il collegamento. Allora Giancarlo, come commentiamo questo servizio che abbiamo appena visto? Ecco, so che stai cercando anche di recuperare
le forze per andare avanti in questa guerra, perché tante battaglie prima o poi si vincerà. Una guerra alla fine chiede un campo per fare veramente, per fare questo sport bellissimo, importante ai ragazzi, che ha dei numeri anche importanti, perché ha tanti ragazzi Prego. Sì, grazie. Abbiamo tanti ragazzi e tante ragazze a livello come società, ma avremo anche la possibilità di aumentarne sicuramente tanti, perché ovviamente ci sono anche chi va a giocare in vari delle periferie, dei parchi, e ovviamente non avendo una struttura questo significa praticamente non poterli includere, e questa è una cosa che Mi dicono che ti è caduto il microfono, adesso andiamo a cercarlo, dove è sparito il microfono di Giancarlo. Si è scollegato, Betty, si è collegato, è ancora scollegato. Allora, quello che però vogliamo anche capire è l'importanza di Giancarlo Rossi nel cercare di far capire che oltre appunto alle discipline che ho detto prima c'è anche il baseball. Avete sentito quando è nato, puoi tenerlo anche in mano, non c'è nessun, lei già messo un problema. Ecco, cos'è che noti e soprattutto quello che vorresti dire per far cercare di capire perché questi ragazzi hanno bisogno di fare movimento, lo sport è fondamentale, e poi non si trova un campo a Treviso dove fare questa disciplina. Poi mi sembra siano anni ormai che stai cercando quest'area. Sì, sono 7 anni ormai che stiamo andando avanti nel ricercare un'area praticamente che ci permetta di portare avanti la nostra attività. Io dico una cosa, questa la vorrei fare come premessa, grazie a te, e quando si parla di gioco di squadra, anche per la manifestazione che è stata fatta a Silea, sicuramente sei stata un buon manager, come si definisce da noi, in quanto sei stata quella che è riuscita a mettere insieme tante associazioni credendoci, e so quanto hai lavorato anche per questo, e questo qua veramente, poi il risultato è quello che è avvenuto realmente, e che si è vista veramente la partecipazione delle società, dove ci siamo conosciuti tra di noi, e si può sviluppare un buon lavoro. Difatti io alle prossime manifestazioni che farò cercherò di includere anche le associazioni, tipo l'Aido, le Frecce Tricolori, per i quali ci siamo già parlati, e sono momenti di inclusione che ovviamente permettono di avvicinare la gente e soprattutto di far conoscere una disciplina sportiva. Disciplina sportiva, sì, il nostro obiettivo, i nostri progetti sono quelli ovviamente, a prescindere dal campo, diciamo che è la cosa fondamentale, ma è di proporlo come attività integrativa, come socializzare. Quando noi parliamo praticamente e vediamo le famose baby gang, i vari personaggi che girano, i Maranza, chiamiamoli così, sono ragazzi che sono un po' allo sbando che credo che poi il sociologo ci potrà dire un po' di più. Sono tutti ragazzi che praticamente non hanno una identità o non riescono a riconoscersi, quindi praticamente il loro bullismo li porta praticamente a essere qualcuno. Se li mettiamo invece insieme e li facciamo stare insieme a dei gruppi, fargli capire cosa significa vivere insieme, fare squadra, cambiano totalmente, e sono delle opportunità che noi abbiamo tramite lo sport di non parlare. Quando io dico non parliamo di agonismo, perché è assurdo parlare di agonismo, soprattutto da una certa età. I ragazzini di 12, 13, 14, anche prima, si devono divertire, devono giocare, il gioco è divertimento, questa è la cosa fondamentale. Poi parliamo di agonismo quando crescono. Sentiamo anche cosa dice Marco Betti, sociologo, non so se ha seguito tutto, se era riuscito a collegarsi. Prego Betti. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Concordo con le parole che ha detto chi mi ha preceduto. In quella fase della vita, intorno ai 10, 12, 13, 14 anni, è un periodo estremamente difficile, soprattutto per quelle che sono le seconde e terze generazioni, che magari vivono in una famiglia che ancora tende a riproporre alcune delle caratteristiche del paese di origine, però loro sono italiani, sono cresciuti in Italia e quindi non si sentono ancora ben definiti né in termini di identità né in termini di ruolo. E lo sport da questo punto di vista è un aspetto cruciale, perché lo sport ha delle regole, quindi si impara a giocare, a divertirsi con delle regole, si impara ad impegnarsi, perché anche se è un gioco, comunque è un gioco che va preso seriamente, ci si diverte quando si gioca bene, quando ci si impegna, quando si ottengono risultati, si impara a stare in gruppo, si capisce il proprio ruolo insieme agli altri. Quindi credo che lo sport sia davvero uno dei migliori vettori di integrazione e di creazione di identità.
Allora, Betty, io penso che c'è qualcuno che non sta ascoltando ed è la politica quella che decide. Ad esempio, lo sport si inizia a fare dalla quinta elementare e non dall'asilo. Io devo trovare l'insegnante un po' sensibile, che poi non bisogna fare attività motorie, ma non sono dei professionisti. Allora, vogliamo capire dove si vuole andare a parare. C'è un'obesità che fa paura. Ecco, io ho i pediatri che sono veramente molto preoccupati, però si continua ad allungare queste discipline dalla quinta elementare. Non sarebbe il caso di far capire a quella politica che è sorda che forse siamo in ritardo, ma in grave ritardo rispetto alle esigenze? Già ne abbiamo pochi giovani e bambini, se non curiamo neppure quelli, Betty, non so dove andremo a finire. E lo sport è fondamentale, perché lo sport, come diceva Giancarlo Rossi, vuol dire regole, orari, disciplina, rispetto. Non so di cosa stiamo cercando, cioè cosa andiamo a cercare, che abbiamo già le associazioni che potrebbero accogliere questi ragazzi. Cioè il carcere minorile serve o secondo lei si potrebbe fare altre alternative? Le comunità ci sono quelle adatte o anche là devo essere fortunato ad avere quella comunità? Perché mi sembra che ci sia qualcosa che non funziona, i minorili stanno scoppiando, non ci sono alternative, poche accoglienze, prego. Sì, come spesso succede noi arriviamo sempre un po' in ritardo alle sfide, quindi arriviamo con un contesto che non è preparato, con un contesto che non ha abbastanza risorse e con temi come quelli che stava proponendo lei che non sono all'ordine nel dibattito pubblico, non se ne parla sui giornali, non se ne parla tra persone nei contesti, però sì, credo che iniziare l'idea di educazione fisica, quindi qualcosa che tenga insieme lo sport, la prevenzione, l'alimentazione, con l'idea che tutto si tiene insieme, perché la mente sana abita in un corpo sano, sia importante. Allora, se io penso a quando ero adolescente io, però vedo tanti elementi virtuosi che sono cambiati. Quando ero adolescente io c'era solo uno sport, l'unico sport era il calcio e tutto si concentrava su quello. Adesso nel servizio precedente su Treviso avete parlato di calcio, di basket, di rugby e poi di baseball. Quindi piano piano l'insieme degli sport che le persone possono praticare, che i ragazzi, i bambini possono iniziare a praticare, sta aumentando. Anche in questo senso il Covid, se vogliamo cercare un aspetto positivo, ha allargato tanto agli sport all'aperto, all'atletica. Quindi, come dire, io guardo il bicchiere mezzo pieno. Ci sono molti sport, dobbiamo iniziare, forse adesso è il momento giusto di iniziare a parlare di educazione fisica fin dalle elementari, legandolo appunto all'alimentazione. Sulle pene alternative, guardi, io sono convinto che sia l'unica alternativa, perché queste persone devono essere recuperate. Questa probabilmente è la strada che nel lungo periodo dà migliori benefici e costa anche meno. Certo, dobbiamo abituarci all'idea che con le pene alternative il rischio di ricaderci è molto alto, però dobbiamo guardare nel lungo periodo. L'importante è provare a recuperare questi ragazzi e a reinserirli nella società valorizzando il potenziale che hanno. Sentiamo Giancarlo Rossi come commenta quello che ha detto il professor Betti. Ecco, importantissimo le discipline, ce ne sono molte, ne sentiamo parlare molto di più, però io dico una volta, professor Betti, noi avevamo i cortili, creavamo, ecco, eravamo anche di creativi, adesso abbiamo i creativi, però non lo sanno perché non hanno neppure qualcuno che riesca a capire cos'è dentro di loro la creatività. Lo sport può fare questo, la squadra può fare questo, o sbaglio Giancarlo Rossi? Certamente si può fare, c'è una cosa, vorrei dire, qua manca praticamente una forma di, come posso definire, di responsabilità. Responsabilità io la vedo, fa parte sì delle istituzioni, però noi siamo anche, diciamo, degli educatori. E chi sono gli educatori? Gli educatori sono gli stessi docenti, gli insegnanti, chi sono? Sono, va bene, i manager, i mister, ma soprattutto chi sono? Sono i genitori.
E io vorrei dire una cosa, cari genitori, purtroppo lo ripeto da tanto tempo, noi società sportive non siamo una zona di deposito. Non siamo praticamente quelle persone che prendono i ragazzi, gli fanno fare attività sportiva e i genitori sono esclusi. I genitori devono essere inclusi in questo e i genitori devono imparare ad ascoltare i propri figli, devono parlare. Io vedo pochi genitori che sento dire che sono orgogliosi dei propri figli, che lo dicono ai loro figli, ma soprattutto c'è una cosa, parlava giustamente, una volta c'era il calcio, ma anni che furono c'era anche il baseball, c'era anche il rugby, anche il ciclismo una volta prima del calcio. Okay. Però la situazione era diversa, noi andavamo nei parchi a giocare dalle 2 del pomeriggio fino alle 8 di sera, anche perché oggi se ci rendiamo conto nelle palestre, quando vediamo i ragazzi che arrivano, coordinazione oculo-manuale zero, postura, equilibrio, cioè sono tutte cose che mancano. Ci si mette di mezzo anche il peso, perché troviamo veramente tanti ragazzi e ragazze in sovrappeso, giovani. Però manca tutta quella forma che loro, quelle ore che noi dedicavamo prima al gioco, perché il gioco non è tanto sport, è gioco, e ci permetteva di muoverci, di essere poi alla fine coordinati e poi entravamo nelle discipline sportive. Tutto questo oggi manca. Manca perché? Perché purtroppo l'avvento dei social, io capisco, sì, sono importanti, ma loro l'unico allenamento che fanno sono i pollici nell'usare una tastiera. E te ne rendi conto, poi quando vengono e iniziano a capire, quindi bisogna trovare la maniera di portare i ragazzi, portarli nei campi, portarli nelle, se dico le parrocchie, perché ci stiamo dimenticando una cosa importantissima. Una volta le parrocchie erano un centro di aggregazione per i ragazzi che andavano a fare sport. Oggi vedo che anche in questo caso, parrocchie praticamente non c'è più nessuno che ci va, ce ne sono ben pochi ragazzi e si creavano dei movimenti. Quindi queste sono le cose per me fondamentali da portare avanti, cercare di portare per mano i ragazzi e le ragazze a fare attività e mettersi insieme. Italia da Mestre, ciao Italia! Pronto, buongiorno Mirella. Buongiorno. Senti, io volevo dirti una cosa, che sono molto contenta della tua trasmissione. È veramente una trasmissione molto formativa e dopo riguardo allo sport io ritengo che è una cosa molto importante. Io sono stata pochissimi mesi operata, purtroppo ho avuto un incidente, mi sono fratturata la rotula del ginocchio sinistro e sto veramente scoprendo, anche grazie alla fisioterapia, l'aiuto dell'esercizio fisico. È una cosa molto importante. E dopo un'altra cosa che sarebbe molto importante proprio nelle parrocchie, cioè scoprire di nuovo lo sport. Fare magari delle aggregazioni, anche dei punti di incontro sarebbe una cosa molto importante, anche perché c'è una grande emergenza giovanile e è una cosa molto brutta. Se le parrocchie si impegnassero di più, speriamo per il futuro, insomma, che possano pensare. Non sono tanto d'accordo, sai, non per quello che dici, stanno vendendo le chiese, si inizia a vendere le chiese, perciò capite come siamo messi, preti e suore rese pochissime, perciò abbiamo perso anche un polmone veramente importante che dava respiro a questi giovani, anche diversamente giovani. Professor Betti, ma si punta sempre l'occhio, diciamo, al giovane, ma dobbiamo anche capire che abbiamo anche diversamente giovani. Questa denatalità si fa sentire, questa solitudine che avvolge tutti quanti, sia i giovani che i meno giovani, poche risorse, pochi investimenti sulla famiglia. Allora, oltre allo sport non si investe neppure sulla famiglia. Com'è la situazione dal suo osservatorio, professor Betti? Allora, la questione della transizione demografica è un problema reale che insomma, anche gli istituti di ricerca, primo su tutti l'Istat, continuamente segnala per la sua gravità. Si fanno pochi figli e questi figli non bastano a bilanciare il numero degli anziani. E fortunatamente, essendo un paese con un buon sistema sanitario, con anche una buona qualità della vita comparata rispetto ad altri contesti, la nostra longevità è molto alta. Quindi il rischio è di avere, il dato che avremo è molti anziani, molti grandi anziani sopra gli 80 anni nei prossimi anni e pochi giovani.
Allora, qui, come diceva giustamente la persona che è intervenuta, si parla di sport. Lo sport è importante prima delle scuole per acquisire quelle competenze sulla postura, sull'equilibrio di cui parlava prima l'ospite, è importante dopo, durante le scuole elementari, medie e superiori, ma è importante in tutte le fasi della vita, come prevenzione, come riabilitazione. E noi forse dobbiamo imparare a parlare dei diversamente giovani distinguendo i vari gruppi, perché una persona che ha 65 anni è diversa da una persona che ne ha 80, è diversa da una persona che ne ha 90. E questa diversità vuol dire che ha esigenze, ma anche caratteristiche, anche ruoli differenti. C'è tutta una fase della prima anzianità, chiamiamola così, fino ai 75 anni, dove le persone possono essere degli attori chiave della società. Quindi non solo persone che hanno dato in passato e che utilizzano il welfare, ma che possono restituire tanto al welfare in termini di educazione. Professore, la interrompo un secondo, se no mi cade la linea. Abbiamo Grazia da Paese, poi continueremo. Vai Grazia. Buongiorno, sono Grazia da Paese e sono anche un'insegnante di scuola primaria, insegno motoria anche, non sono specializzata. Credo molto nello sport e nell'attività fisica dei bambini, nel gioco di coppia, nel gioco di gruppo. Ho 3 figli, ormai maggiorenni, e volevo dire quanto lo sport sia stato importante per tutti e 3 i miei figli. A volte però l'aspetto agonistico gioca un brutto ruolo e questo a scapito dei ragazzi. Ci sono squadre che muoiono perché poi vanno avanti solo alcuni, i più forti, i più bravi, neanche i più tenaci, proprio i più competenti. E questo, nel caso per esempio di un mio figlio, ha fatto sì che poi la squadra pian pianino morisse. Parlo appunto quando poi il ragazzo era cresciuto all'età delle superiori. Quindi a volte mi chiedo anche come insegnante quanto sia importante incentivare questa dimensione nei bambini, che è anche appunto alla dimensione socializzante. Dall'altra parte però poi sembra quasi che venga ad abbassarsi questo obiettivo per valorizzare invece la competenza, e questo secondo me su questo bisognerebbe invece lavorare e far sì che lo sport fosse di tutti. Certo che ci sono anche sport inclusivi, però dovrebbe essere la buona norma sentirsi tutti parte di una squadra attiva con competenze diverse, ma dove ognuno insomma riveste il proprio ruolo, ecco. Grazie, veramente ti ringrazio di questa telefonata. Grazie, molto importante, un addetto ai lavori, uno che sa cosa vuol dire l'attività motoria, lei lo pratica con questi ragazzi. Prego Giancarlo, come commentiamo questa telefonata molto importante di Grazia? Ha centrato perfettamente l'argomento, cioè l'argomento è proprio questo. Purtroppo noi viviamo di immagini. Se noi vediamo quanti ragazzini vanno a fare calcio e poi vai a vedere chi gli prepara la borsa, scusa se lo dico brutalmente, o se hanno i documenti o cose del genere per andare a giocare, sono le mamme che si preoccupano, i genitori, perché pensano che il proprio figlio sia un campione a 12 anni. L'attività agonistica ce la dobbiamo togliere dalla testa. L'attività agonistica per ragazzini che non abbiano raggiunto i 14-15 anni, non si parla di agonismo, perché dai 14-15 anni si può iniziare a discutere sul raggiungimento degli obiettivi. Sport è autocritica, sacrificio, soprattutto sapere praticamente mettersi in gioco per raggiungere un obiettivo, e l'unica vittoria che vai a ottenere è quella che ottieni su te stesso. Cioè tu non stai giocando contro un avversario, perché metti in campo tutte le tue capacità per raggiungere l'obiettivo. Poi la finalità è vincere l'incontro, ok, d'accordo, ma soprattutto sei te che sei riuscito a superare i tuoi limiti. Quindi parlare di agonismo in età adolescenziale, cioè di quel tipo là, è pura follia. Purtroppo io credo che manchi un qualcosa che è legato praticamente ai nuovi, io parlo dei nuovi tecnici, non voglio entrare nel merito, non li voglio contestare. Vedo che c'è questo agonismo esasperato, ma cosa vi serve? Io vedo che ci sono partite che sono interminabili, con punteggi stratosferici. Se uno mette insieme, ecco qua voglio fare l'esempio, anche se è una disciplina che non è la mia, il rugby, favoloso. Porta dentro concentramenti, 300-400 ragazzini, tu vai a domandare alla fine chi ha vinto, non lo sanno.
Cioè questa è la cosa fondamentale. La squadra. La squadra, mettiamoli insieme, poi mettendoli insieme giocano, si divertono e allora ti entra dentro, cioè allora lo fai con passione e da questo noi possiamo avere poi dei futuri ricambi, perché un buon giocatore, i talenti sono una cosa, un buon giocatore lo costruisci prima sulla parte atletica, prima è un atleta, poi diventa un giocatore. Sono due passi molto, molto precisi per me. Mirella da Riese, vai Mirella. Mirella, buongiorno, sei ospite. Allora volevo dire che mio figlio da piccolino è andato anche lui al calcio qua a Riese, ecco, ho fatto un po' di anni anche lui, ecco, pagato, tutto a posto, bene. Ecco, adesso a Riese qua ci sono 5 bambini giù dove abito io, in pista, che giocano il pallone a sabato pomeriggio e alla domenica, perché ci sono il parcheggio delle macchine e non possono giocare. Allora sabato e domenica giocano e ci sono sempre i soliti 5-6 bambini. Ma vedesse che bravi che sono, 4-5 anni che li vedo che giocano il pallone laggiù. E poverini, o forse non hanno i soldi, non lo so, e sono sempre là, però sono bravi e le mamme non ci sono e allora delle volte penso se andrebbero al campo del calcio quelli là, insomma, ma o che non hanno soldi, non lo so. Comunque volevo dare questa informazione, ecco. Grazie, Ciao, grazie Mirella. Allora, professor Betti, cosa dice questa donna, questa nonna che si preoccupa di vedere questi bambini che non brontola, perché delle volte anche qualcuno chiama dicendo fanno troppo rumore, i bambini, ecco, schiamazzi, invece è solo un divertimento, sentire una bellezza questi bambini giocare. Cosa vuole dire? Forse ci dimentichiamo proprio di vedere come sta facendo invece Giancarlo Rossi, quello che manca nel territorio, andarli a trovare nei parchi, chi sono, cosa fanno. Professore, ma come mai non succede? Cioè deve farlo Giancarlo Rossi o dovrebbero esserci specialmente un dopo scuola molto più importante? Prego. Sì, sicuramente l'attività che fa Rossi è cruciale, cioè andare proprio a cercare questi ragazzi e inserirli in un percorso. Questo si collega a due cose che sono state anche in trasmissione. La prima, appunto, è il ritardo che abbiamo noi rispetto alla cultura dello sport, che è educazione durante il periodo dell'istruzione, ma è anche disponibilità di spazi e di infrastrutture per far giocare i ragazzi. Se noi guardiamo alle palestre anche delle scuole o alle strutture sportive dei comuni, diciamo, non sono considerate la priorità. E poi c'era una cosa che è stata detta all'inizio, quando si parlava del fatto che i genitori devono essere responsabilizzati, che non è che portano il bambino a scuola calcio, a scuola rugby o in una società sportiva e poi la società sportiva fa anche le veci del genitore, perché l'educatore sportivo ha un ruolo che non è quello di essere il genitore, quindi il genitore deve responsabilizzarsi e l'unico modo è chiedere più partecipazione, spingerli a partecipare di più e a rendersi conto di quanto sia importante lo sport, inteso come gioco, inteso come educazione, perché c'è tutta una generazione alla quale appartengo anche io che non è socializzata a quest'idea e che quindi finisce per scaricare sui bambini le proprie frustrazioni. Da lì l'idea di voler vedere per forza i propri figli giocare bene, essere degli atleti, essere dei campioni, perché la mia generazione non è stata socializzata all'idea di sport come un qualcosa per stare insieme. Ora probabilmente le cose sono diverse, serve uno sforzo in più probabilmente dell'attore pubblico. Eh sì, ma io non devo essere fortunato ad avere quel sindaco, quell'amministratore, io devo avere quello che mi aspetta di diritto da ragazzo, ecco, essere intrigato, conoscere, capire, e questo si fa molto a fatica, ecco, e fortunatamente ci sono persone come Giancarlo Rossi e altri che stanno cercando invece quello che qualcun altro dovrebbe fare, anche pagato per fare questo, ma non lo vediamo. Cos'è che ti preoccupa più di tutto, Giancarlo, ecco, in questo momento un po' particolare della vita di questi ragazzini e ragazzine che tu cerchi di allenare, di fargli trovare la strada giusta, di tirare fuori questa rabbia ma nella maniera corretta, con lo sport?
col baseball? A me preoccupa una cosa, praticamente non ci sono ragazzi diversi da una volta, non ci sono ragazzi o ragazze che partecipano all'attività sportiva o ludico, chiamiamola come vogliamo, che siano diversi. Siamo noi che siamo cambiati. Siamo noi che siamo cambiati, perché se uno può chiedere ad allenatori qualificati come Velasco o qualcun altro, potrà dire che i giovani non sono cambiati, cioè non è cambiato nulla. Quello che manca, scusa, io non sono mai entrato in questi termini, qua manca realmente la politica. Manca la politica perché non ci si rende conto di una cosa, qualcuno dice parla di calcio, il calcio ne ha tanti. Sappiamo che poi alla fine le società vivono, si sostengono anche con quelle rette, ma se io vado a domandare ad alcune società, cioè alcuni ragazzi quanto pagano per fare un'attività di calcio, i soldi che spendono non sono pochi. Altra cosa, le amministrazioni pubbliche dovrebbero sostenere, però se i campi e le palestre vengono dati prioritariamente al numero degli iscritti, e ovviamente gli sport principali ne hanno un numero maggiore, questo significa maggior visibilità e maggiori voti magari a livello politico. Allora iniziamo a tagliare fuori tutta questa cosa e iniziamo a lavorare veramente su quello che è il sociale, perché se no noi non andiamo da nessuna parte. Io posso dire tranquillamente, tanto è pubblico, non ci sono problemi, noi facciamo un campionato di Serie B, abbiamo gli amatori, le mie ragazze, perché è una squadra femminile, pagano 180 euro all'anno, hanno tutto. All'anno? Non devono pagare più niente. Cioè, e facciamo un campionato italiano e giriamo per l'Italia. Prossimamente dove andrete? Cosa farete? Beh, prossimamente ne abbiamo tante di cose da fare. Cominciamo a dirle. Beh, a parte che adesso c'è il trofeo CONI che è a Lignano Sabbiadoro. Io andrò in Sardegna per il trofeo delle regioni con il Baseball 5. Abbiamo poi a Sesto Fiorentino il gruppo di amatori che verrà a fare un trofeo per quanto riguarda il trofeo delle regioni. Abbiamo un torneo che siamo ben contenti di portarlo dal 3 al 3, 5 e 8 agosto, il primo lo giocheremo a Castelfranco, che viene giù una selezione degli Stati Uniti di ragazze, dei college che verranno a giocare, molto probabilmente, non siamo ancora sicuri però al 100%, però dovremo avere anche la Nigeria, una cosa strana, là praticano lo sport e arrivano. E avremo anche la Croazia, quindi un torneo diciamo abbastanza bello, nel senso che ci mette a confronto con esperienze diverse, con gente che gioca, tipo gli Stati Uniti, che ti possono insegnare tanto, perché si impara giocando anche contro i più forti, cioè ti insegnano tanto. Cosa abbiamo? Abbiamo la School Cup, come avevo detto, ad Aosta, che là andremo praticamente a novembre. Non ci siamo fatti mancare niente, poi a ottobre andiamo a fare un torneo a Malta, quindi le ragazze della mia squadra vengono premiate a fine anno comunque anche per questo tragitto. E queste trasferte come si supportano? Perché costano anche spostarsi. Con i soldi che vengono introitati dalle quote, grazie allo sponsor che non posso nominare, però è una signora fantastica, gli voglio un mondo di bene perché ha creduto nel nostro progetto e non ha preteso nient'altro che dire quanto ti serve per finire la stagione. Io posso dire che noi la stagione riusciamo a sostenerla grazie a questo contributo e le quote e non dobbiamo più pagare, cioè avanziamo anche qualcosa che alla fine anno, questo lo possono confermare tutte le mie atlete e la società, a fine anno c'è anche la cena della società che nessuno paga niente. Quindi, allora, grazie, devo correre perché siamo in chiusura. Okay. Professor Betti, come commenta soprattutto questo sport che non divide uomo, donna, ma persone, ragazze e ragazzi tutti assieme? Ecco, sarebbe veramente importante cercare di capire che la parola sport è una sola e che sono le persone che frequentano queste discipline. Prego, professor Betti. Sì, è proprio così, è proprio vero quello che diceva l'ospite, che i ragazzi e le ragazze non sono cambiate, siamo cambiati noi nel tempo. Però l'ultima cosa che ha detto mi ha suggerito uno spunto che non so se possa essere utile. Adesso ci sono delle piattaforme che si chiamano crowdfunding, dove le persone possono versare delle piccole quote, delle piccole risorse da 1 a migliaia di euro, per finanziare dei progetti. Ora, qui si può chiedere allora alla politica, al tessuto bancario, al tessuto imprenditoriale di attivarsi su queste piattaforme e di iniziare a raccogliere piccole quote da tante persone, come nell'esempio che raccontava prima della signora che non può citare ma che sostiene quel progetto, per sostenere nuovi progetti. E le persone
in questa maniera possono iniziare a sentirsi parte di un qualcosa di più grande e liberare risorse per lo sviluppo. Come ci saluta, professore? Perché ormai siamo in chiusura, con quale messaggio? Prego, professor Betti. Di raccontare quello che è stato raccontato oggi nelle scuole e in tutte le associazioni, l'idea di andare a cercare i ragazzi e non aspettare che i ragazzi vengano da soli, perché questo può essere un modo reale per cambiare la società. Grazie veramente, grazie a Marco Betti, sociologo collegato con noi dalla Toscana. Buon lavoro, professor Betti. Giancarlo Rossi, un saluto veloce, un minuto. Velocissimo, io ti ringrazio di avermi fatto partecipare. Il sociologo Otto ha dato un'ottima informazione che sicuramente ne terremo conto, questa è la maniera più assoluta. Io invece dico a te una cosa, ti ringrazio per l'ospitalità, andiamo avanti e continua a fare, io lo chiamo il Mourinho della situazione. Non è stato un giocatore di calcio, però ha creato veramente dei grossi campioni, delle ottime squadre, e tu sei questa persona per me, cioè sei quella che riesce a fare squadra, riesce a tenere una squadra e coordinare tutti, e questo te ne va merito, perché pochi si ricordano che tu dalla mattina alla sera, cioè, fai questo. Perché? Perché sicuramente, a prescindere dal lavoro quello che è, ma vedo che comunque in te c'è il fatto che ci credi e hai un progetto ben definito, cose che altri invece lo farebbero solo per visibilità. Scusami se l'ho detto così brutalmente. Vorrei anche dire che non è solo Mirella, è una squadra fatta di tante persone, compreso la tua persona, che sta cercando di portare, di mettere quella famosa goccia nell'oceano per cercare di fare comunità. La promotrice sei stata te, l'idea è tua e tu sei il nostro allenatore, punto, e noi ti seguiamo. Allora grazie veramente per le parole di Giancarlo Rossi, grazie Baseball Treviso, grazie ancora a Marco Betti. Adesso noi andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Bentornati con noi pure oggi in compagnia di questa bellissima trota salmonata che prepareremo a forma di treccia per voi oggi. Allora, il piatto si divide in due fasi. La prima è la preparazione della trota, che potete trovare già sfilettata nelle pescherie, nei negozi insomma che vendono il pesce, però io ho piacere di farvi vedere anche come viene lavorata, partendo appunto dalla trota eviscerata e lavata da noi. Allora, iniziamo con il togliere la testa, useremo un coltello bene affilato, dopodiché incideremo la parte finale qua, proseguendo dopo la chiusura fino alla fine della pinna. Poi andremo a incidere lungo il dorso rispettando la centralità del pesce in modo da riuscire a beccare subito la lisca centrale. Quando abbiamo fatto questo lavoro, stando attenti a non tagliarci, con l'aiuto sempre di un coltello affilato andremo in cerca della lisca, come potete vedere ce l'abbiamo qui, incideremo piano piano lungo tutta la lunghezza fino ad ottenere il filettino che dopo la prima parte presenterà la lisca centrale e tutta una serie di piccole lische secondarie che noi potremmo o tagliare con il coltello e levare con una pinzetta in un secondo momento, oppure una a una toglierla con un coltellino. Diciamo che io opto per la prima possibilità, anche perché altrimenti stiamo qui una giornata. Ecco, come potete vedere abbiamo ottenuto un filetto che andremo ulteriormente a parare togliendo questa parte qui, e che poi con l'aiuto di un altro coltello andremo a pelare. Quindi prendiamo un altro coltellino, disponiamo il nostro filettino in questa maniera, infilziamo un coltello qui,
e con l'altro iniziamo a far scorrere pian pianino la lama sotto la pelle. Tiriamo lentamente piano piano e noi avremo pelato il nostro filetto di trota salmonata e potremo iniziare a preparare il piattino che oggi vi proponiamo. Piattino che è semplice ma di bell'effetto. Allora, ricominciamo. Scusate, andiamo a parare ulteriormente un po' questo filetto in modo da creare una striscia. Questa striscia andremo a tagliarla in 2 punti, 1 e 2. Dopodiché creiamo una treccia di trota. Treccia che sicuramente sapete fare meglio di me. Ecco, vedete, cerchiamo di mantenere sempre la polpa al di sopra. Arriviamo alla fine della treccia e con l'aiuto di uno stuzzicadente andiamo a fermarla. Questa treccia andremo a appoggiarla in un vassoio da forno, la curviamo leggermente, la condiamo con un pizzico di sale, un filetto di olio e ci aggiungiamo i nostri semi di papavero, che è un prodotto che si trova tranquillamente nelle drogherie oppure anche nei banchi dei supermercati nella zona delle spezie, insomma non è un prodotto di difficile reperimento. Noi qui adesso siamo pronti ad infornare questa trota a 180 gradi per circa 10 minuti. Sono trascorsi i nostri 10 minuti e il nostro filetto di trota salmonata si è cotto. Ora andiamo a preparare il nostro piattino. Prendiamo il nostro filettino, lo adagiamo sul piatto. Ecco, importante è nel momento in cui lo tiriamo fuori dal forno che togliamo subito lo stuzzicadente, perché finché il pesce è caldo lo stuzzicadente si leva senza che si rompa la treccia, quindi lo ruotiamo leggermente e lo sfiliamo. Dopodiché questo piatto lo possiamo benissimo accompagnare con 2 patatine che abbiamo bollito in precedenza, le disponiamo nel nostro piattino, ecco qui, ci mettiamo il nostro fiocchetto di prezzemolo, un'altra spruzzatina di semi di papavero e chiudiamo il tutto con una bella lucidatina di olio extravergine di oliva che ci condirà pure le patate e con questo possiamo andare a tavola.